Avremo una giornata intensa con parecchi interventi sia in presenza che qualcosa anche da remoto, soprattutto nel pomeriggio. La prima parte dei lavori di oggi inizierà con, come sottotitolo, avrà politiche e scenari futuri per lo sviluppo sostenibile. Il primo intervento abbiamo qui Francesca Vianello di Europe Direct, giusto? Che ci parlerà del ruolo dell'Unione Europea nella lotta ai cambiamenti climatici. Ci saranno una serie di slide, abbiamo i tempi abbastanza stretti, però cercheremo di stare dentro i tempi previsti. Grazie, buon lavoro, a te Francesca. Grazie Raffaele, buongiorno a tutti, sia in presenza che online. Sì, io sono la referente del servizio Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, che è capofila di una rete di informazione a livello veneto per la Commissione europea. Rete di informazione, un network, quello di Europe Direct, che è presente in tutto il territorio nazionale, in tutto il territorio europeo, con più di 4 punti in tutti i 27 Paesi membri. Lo dico perché il nostro modus operandi è proprio quello di fare rete e di mettere a sistema le competenze, le energie di tutti i punti della nostra rete all'interno della direzione generale proprio della comunicazione. Quindi le politiche dell'Unione Europea comunicate al territorio, come per esempio qui oggi. Fare sistema rete, che è esattamente la logica dei nostri incontri qui al Galles. Io ho il piacere di partecipare dal primo anno, siamo arrivati al quarto, e se posso permettermi di fare i complimenti a tutti noi, in primis al mio assessore, è proprio il fare rete e il mettere insieme saperi, competenze, ambiti diversi, che ognuno ha i suoi, ci sguazza dentro tutti i giorni. Vedere gli altri, secondo me, è il valore aggiunto di questi incontri qui in quota, quindi grazie per questo diciamo, evento originale. E la mattinata di oggi, diciamo, parte con un focus che vede la questione da un punto di vista generale, più ampio, quindi è bello passare dal locale al generale e viceversa. Siamo delle scatole cinesi, quindi Venezia, il Veneto, l'Italia, l'Europa e il mondo. Sulla lotta ai cambiamenti climatici non si può non avere la consapevolezza di un ruolo importante dell'Unione Europea. Rispetto ai continenti, alle grandi macro aggregazioni di stati, l'Unione Europea è un'aggregazione particolare, non si può dire che non abbia come prioritaria la lotta ai cambiamenti climatici e un'attenzione all'ambiente, che ha fatto non una di azione, ma il modo attraverso il quale vedere tutte le altre azioni. Le due commissioni von der Leyen, la prima da 2019, la seconda nuova, si sono proprio incentrate su questo. Il cosiddetto grande Green Deal europeo, che crea un patto tra tutti gli attori perché questo possa avvenire. Quindi la governance, le grandi organizzazioni, i nostri attori, ma anche la cittadinanza. Solo insieme, consapevolezza prima e azione dopo, possiamo provare di cercare di venirne a capo. Il focus in questo caso è sull'acqua, quindi ragionare sulle le strategie, la comunicazione e i fondi europei. Parto dalle regole, perché ce le dobbiamo dare. L'Unione Europea non le chiamiamo leggi, le chiamiamo direttive, regolamenti. Allora, le slide saranno a disposizione, tutte le slide, tutti i link sono attivi, quindi non vi faccio l'elencone
dello storico della la ricerca dell'Unione Europea di metterci tutti insieme a sistema tra varie nazioni, quindi tutte le direttive legate all'acqua, però queste slide in effetti fanno una buona sintesi. Anni 90, se vedete semplicemente i nomi delle direttive, le acque praticamente le tratta tutte: reflue, nitrati, acque potabili, la balneazione, quelle sotterranee, la qualità dell'ambiente e il riutilizzo delle acque. Questo dal 90 ad oggi. Perché dobbiamo fare le cose insieme, andare nella stessa direzione. Le direttive devono però poi essere applicate a livello nazionale, possibilmente in tempi che non sono geologici. E dopodiché direttiva quadro sulle acque 2000, un pilastro, però i tempi e le competenze, le conoscenze cambiano, è proprio in fase di aggiornamento questa. È importante l'aggiornamento di questa. Qual è il focus fondamentale di revisione di direttiva quadro? È proprio l'approccio innovativo, quindi vedere le acque tutte, da quelle superficiali a quelle sotterranee a quelle di transizione, quindi fiumi, lagune, il tragitto dei fiumi fino alle foci, fino alle acque costiere. Importante il concetto di distretti idrografici, cioè le loro conseguenti autorità di gestione. L'acqua non vede confini, l'inquinamento non vede confini, noi europei assolutamente abbiamo questa forma mentis di superare i confini, e quindi l'attenzione ai bacini trasfrontalieri e fare le cose insieme tra un confine e l'altro nella gestione delle acque, altrimenti non se ne viene fuori. In particolare non mi dilungo sull'evoluzione del quadro, della nuova direttiva quadro sulle acque, ma invece vi porto all'attenzione questi due studi importanti che abbiamo sia cartaceo, ma si possono consultare online, i link li riportano, sullo stato delle acque in Europa, perché, ma in questi giorni è stato fondamentale questo concetto, bisogna raccogliere bene i dati, partendo dalla costruzione dei sistemi per raccogliere i dati, farli parlare. E il ciclo dell'acqua come bene comune. E sono entrambe due pubblicazioni dell'Unione Europea e sono recenti perché sono dell'anno scorso. L'impegno dell'Unione Europea quindi per la resilienza idrica è una priorità, vede insieme in maniera coordinata il Consiglio europeo, il Parlamento europeo e il governo dell'Unione Europea, quindi la Commissione europea, proprio per la strategia europea per la resilienza idrica. La strategia europea per la resilienza idrica non può che essere integrato, quindi un approccio sistemico, globale, che ha come priorità. L'agenda ONU è esattamente l'agenda ONU 2030 è esattamente l'agenda ONU dell'UE. Da questo punto di vista sono se non sovrapponibili quantomeno compatibili con l'orizzonte al 2030, ma l'Unione Europea si spinge fino al 2050, ricordo, con l'arrivo alle zero emissioni di gas, il che non vuol dire non produrre più, ma trovare dei sistemi di bilanciamento. Noi ci concentriamo qui sull'acqua, quindi acqua pulita per tutti, con una governance centrale che la coordina, gli investimenti sostenibili, quindi l'economia dell'acqua sostenibile, la ricerca e l'innovazione, e proteggere il ciclo dell'acqua. Questo con un orizzonte 2030 e poi 2050. Direttive, quindi regole comuni e visione d'insieme. Si fanno le cose, bisogna anche comunicarle, in modo che siamo tutti consapevoli, d'accordo, coinvolgendo la cittadinanza. 500 milioni di cittadini, la più grande compagine di persone che si sentono insieme qualche cosa, gli europei. Quindi le campagne di comunicazione, Waterwise EU è la più consistente, vi porto all'attenzione questa, ovviamente ce ne sono diverse, ma questa
è sull'acqua la più impattante anche verso la cittadinanza. Questi per esempio sono delle comunicazioni integrate in tutte le lingue dell'Unione Europea, quindi qui li ho lasciati in inglese, ma tutti noi le possiamo vedere nei nostri autobus, diciamo, nei nostri territori, nella nostra lingua, e voi stessi potete aiutarci a fare da tam tam per distribuirle, per diffonderle nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea. Quindi il focus sulle alluvioni e la siccità, i due estremi dell'estremizzazione climatica, lo spreco nella produzione del cibo, che è fondamentale perché i cittadini, noi siamo in continuo contatto con l'Eurobarometro, e quindi il termometro della cittadinanza europea, pensano di poter fare poco o che l'aspetto alimentare non influisca sui cambiamenti climatici. In realtà ciò che decidiamo di comprare e mangiare tutti i santi giorni influenza A, la nostra salute, B, quella del nostro pianeta, a partire dagli allevamenti, parlo del nostro territorio, della pianura padana, gli allevamenti intensivi di carne. E poi ovviamente il focus sull'inquinamento, e in particolare dell'acqua. E quindi la campagna di comunicazione europea parte ogni anno. Quest'anno è partita in occasione a maggio della settimana verde, durerà fino all'autunno. Tutte le iniziative che noi facciamo nel territorio possiamo inserirlo nel calendario degli eventi locali, in modo che la gente non solo vi partecipi, ma abbia la consapevolezza che lo sappiamo anche noi che siamo dentro a questo sistema. Ho messo questa immagine un po' ironica perché è necessario anche affrontare certi temi a volte in maniera meno drammatica, per raggiungere tutti, anche le giovani generazioni. La campagna Water Wise EU in Italia, questo è proprio l'home page del sito, è a Venezia, perché tra l'altro adesso parlerò anche di Verit. Come si gestisce la campagna di comunicazione? Si parte dai numeri, quindi la realtà: 40% in meno di acque neve, siamo appunto in montagna. Il 40% dell'acqua viene sprecata, sto parlando di dati italiani, quindi la gestione dell'acqua, la percentuale poi non è uguale in tutta Italia, purtroppo se si scende la percentuale arriva al 70% di acqua sprecata, quindi basterebbe gestire meglio questi flussi per ritrovarci molto più ricchi di acqua. Per cento di acque efflue non gestite bene, quindi inquinate. E piccolissima parentesi, questa cosa è importante anche nella gestione, se ne parlava mangiando con alcuni di voi, il ruolo dei singoli cittadini quando aprono la scatoletta di tonno e buttano l'olio nello scarico. Sembra che non valga nulla, che siano dettagli, ma io, è fondamentale. È la goccia che poi crea un mare. La campagna in Italia. Gli italiani consumano il 25% di acqua in più degli altri paesi in Europa, quindi dobbiamo imparare a consumare di meno, dobbiamo saperlo. Gestiamo male nella nostra giornata l'acqua se non insistiamo su questa cosa. Quindi dobbiamo conservare meglio le nostre risorse idriche e gestirle meglio, in particolare partendo dall'agricoltura. Agricoltori, un target delicato, abbiamo parlato ieri di alcune situazioni nella gestione con i colleghi del Consorzio delle Acque di Giorgive. È un target delicato da affrontare e stile con cui comunicare. L'Unione Europea ha dato al nostro Paese, c'è un piano con 12,22 miliardi di euro per 90 iniziative. Cosa fa l'Unione Europea per l'acqua in Italia? Intanto gli dà un sacco di soldini. Bisogna dire come gestirli però. Quindi i progetti sono tanti e devono essere dati a chi li sa gestire bene. Ho preso un esempio tra tutti
non è solo italiano ma è proprio locale, Waterwise EU in Europa comunichiamo i progetti grossi nel nostro territorio, nostro italiano, nostro veneto, nostro veneziano. Ho pescato quello, la BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, sta erogando 50 milioni di euro a Veritas per il suo piano per fare cosa? Aumentare l'efficienza del trattamento delle acque reflue, quindi il circuito, e l'efficienza delle reti idriche. 50 milioni di euro. Li dà a chi? Li dà a chi è nel territorio ed è lì e li sa gestire. A proposito di saper gestire le cose, mi interessa parlarvi di Water for All. C'è già qualcuno di voi che conosce? In realtà in Italia abbiamo proprio le nostre agenzie, gli enti sul tema, come il CNR è la grande parte europea per la ricerca e l'innovazione nell'ambito dell'acqua specifico del programma Horizon Europe. Horizon, l'anello di congiunzione tra la ricerca, l'innovazione e la produttività, il mondo produttivo. Non mi dilungo perché Water for All sono numeri angoscianti e reali, ma che avete diciamo notato meglio in questi giorni voi. Il consorzio è nato nel 2022, ha 90 partecipanti di 33 paesi, vedete nella mappa sono i paesi dell'Unione Europea, ma non solo, si interfaccia nelle Americhe e d'Africa. E questa montagna di soldi, vedete, dall'Unione Europea il budget si parla di 26 milioni di euro, 31 milioni di euro, cioè una valanga di fondi dati a chi? Cioè chi sono i partecipanti del consorzio? Le reti europee, gli organismi di ricerca, i ministeri, le reti europee. Quindi la slide questa è molto densa, ma mi interessa farvi capire il modus operandi di Water for All. Ha dei filoni di azione, l'internazionalizzazione, e abbiamo che è affidata in questo caso all'agenzia Belgio e al CNR in Italia, ne conveniva il collega CNR. Quindi sono tutti gli organismi di ricerca nazionali delle varie nazioni. La ricerca è in capo a quella spagnola, la visione e la ricerca, la visione strategia all'agenzia francese, e il rapporto tra la scienza e la politica, Formas in Svezia e ISPRA per l'Italia, le soluzioni efficienti con la loro dimostrazione Europe in Belgio. Quindi i fondi vengono, allora, il consorzio e i relativi fondi vengono dati alle organizzazioni che sono già in prima linea su tematica. Ovviamente i fondi vanno in queste organizzazioni attraverso bandi transnazionali annuali. Qui c'è il piano 2023, 24 e 25, che poi ha un orizzonte 2028. Vedete i vari progetti, i 27 progetti per 27 milioni di euro nel 2022. La slide è densa, non vorrei rubare tempo ai colleghi che mi seguono. Si è appena tenuta a gennaio la riunione del consorzio proprio a Roma, e quindi si fanno le cose insieme. Non vedo altra alternativa, e dietro le organizzazioni ci sono le persone. Una slide forse banale, quella che vede una foto di persone attorno ad un tavolo, esattamente così siamo oggi qui, dietro le organizzazioni, le persone competenti che ci credono, perché le due cose insieme non sono scontate. Solo due cose.
Vi ringrazio per chi ha già consegnato o chi deve ancora consegnarmi il questionario di gradimento di questa iniziativa, i cui risultati poi condivideremo con tutti voi appena il nostro ufficio statistica del Comune di Venezia, che ringrazio sempre per questa collaborazione, rielaborerà i dati per capire sempre come migliorare e dove andare. Vi invito ai nostre prossime 2 iniziative in ambito ambientale, anche perché le facciamo insieme con voi. E sono una proprio a settembre, il 20 settembre con il CNR, in particolare ISP. Facciamo una passeggiata pedalata ecologica il 20 settembre e sarà proprio sulle Barene e partiremo da Passo Campalto. E sarà fatta con le persone. Non ci chiudiamo dentro ad una sala convegni, portiamo la gente là. Ed è la nuova tecnica che spinge a fare l'Unione Europea. E ricordo anche, vi chiedo magari se ci potete aiutare a diffondere questo concorso, il concorso di creatività internazionale per la lotta ai cambiamenti climatici, l'arte e la creatività per visualizzare il cambiamento climatico e la sua lotta. È un concorso internazionale, posso partecipare dalle vignette ai fumetti, a volte l'arte e l'ironia possono essere dei modi per far arrivare il messaggio a target diversi, più scettici, più sordi, ecco, a volte. È un concorso, possiamo partecipare tutti noi, ma vi chiedo come organizzazioni di fare un po' un tam tam. La scadenza è il 30 settembre, possono partecipare anche le scuole, magari vi giro il link nella chat email che abbiamo tutti insieme, partendo a volte anche dalle piccole cose con un sorriso ironico su dove stiamo andando. Sono stata nei tempi in maniera brassellese, mi faccio paura da sola. Grazie Francesca. Facciamo raccogliere la documentazione che, come diceva, poi cercheremo anche di condividere tutto il materiale di questi giorni con un link a cui si può accedere e cui tutti possono accedere. Passiamo al secondo intervento. Allora abbiamo una coppia, Francesca Rosso e Omar Rodriguez Camarena. Va bene? Entrambi sono della cattedra UNESCO del Water Heritage and Sustainable Development e torniamo a parlare nello specifico di acqua, l'acqua come patrimonio materiale e immateriale e il suo ruolo nello sviluppo sostenibile. Avremo anche qui delle slide che proietteranno, intanto vi avvicino anche il microfono. Mi raccomando di tenerlo abbastanza vicino così si sente anche da fuori. Bene, buon lavoro a voi e siamo qui ad ascoltarvi. Buongiorno, io appunto sono Francesca Rosso e ho iniziato da poco un dottorato in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico presso Ca' Foscari e Scoppia e in particolare mi focalizzo sulla filosofia dell'ambiente e in particolare la pesca artigianale nella laguna di Venezia e come le conoscenze pratiche tradizionali dei pescatori possano e debbano essere prese in considerazione anche per appunto lo sviluppo sostenibile. Il mio dottorato è in collaborazione anche con Vegal, un ente di Portogruaro, e ne parlerò meglio dopo. Buongiorno, grazie per l'invitazione, è un piacere essere qui. Io anche lavoro a Ca' Foscari come postdottorato su studi ambientali collegati all'acqua. Sono del Messico, della città del Messico, e lavoro un po'
sì, la storia della trasformazione della città, che di prima era anche in un lago, diciamo, e un po' il confronto con la trasformazione o la preservazione della laguna di Venezia. E insieme lavoriamo anche con la cattedra UNESCO del patrimonio idrico e sviluppo sostenibile, e quindi parliamo un po' di questa cattedra, l'approccio e la visione generale. Sì, appunto vi presentiamo un po' quali sono i lavori. Sì, quali sono appunto i lavori, i progetti che abbiamo come cattedra UNESCO. E quindi sì, questa immagine è un po' per far vedere come l'acqua a Venezia, il rapporto un po' conflittuale di Venezia con l'acqua, perché è vista da un lato come minaccia normalmente al patrimonio culturale, ma dall'altro, come si vede anche dal nome del sito UNESCO legato a Venezia, che è appunto Venezia e la sua laguna, l'acqua e la laguna di Venezia sono parte integrante di ciò che la rende appunto particolare. E appunto anche storicamente la preservazione della laguna è qualcosa a cui è stata data molta attenzione fin dal 1500, poi lo vedremo meglio, ma l'attenzione alla laguna, appunto la diversione dei fiumi per mantenere la laguna come non solo per il commercio, ma anche appunto per i pescatori e l'attività della pesca. La nostra intenzione appunto è quella di mantenere questo rapporto appunto sostenibile anche nel futuro, come già come si vede dal report ancora dell'87, tra l'altro lo stesso anno dell'istituzione del sito UNESCO Venezia. Quindi mantenere lo sviluppo però inteso come non come solo crescita economica, ma come sviluppo in senso più lato, e anche appunto per le future generazioni. Sì, un po' l'approccio della cattedra è anche come una visione dell'Ondulé, e quindi ha bisogno di capire la relazione della città con l'acqua, che è caratteristico di Venezia. E quindi è il patrimonio non solo culturale, no? La città, edifici molto belle, ma anche il patrimonio naturale, no? Il collegamento tra i due, e come la città è questa relazione con l'acqua per la quale è diventato famosa Venezia in la lunga durazione. E quindi per esempio la costruzione artificiale, no? Della città con alberi, delle montagne, e il collegamento commerciale non solo come imperio commerciale all'esterno, al mare, ma anche il collegamento con i fiumi e con il territorio della regione. E quindi un po' come il convegno dice, no? Dei Dolomiti alla laguna, che tante volte sono un po' non molto collegate, e quindi l'idea è avere un approccio più integrale, ma anche diciamo la lunga durazione, come diciamo. Quindi uno degli aspetti che lavoriamo è l'aspetto storico. E per esempio abbiamo questo bello dipinto del canaletto, no? Del Spoccianiccio, della città con il mare, che dice per esempio, no? Te sposiamo mare in segno di vero e perfetto dominio. E quindi un po' questa relazione un po' come matrimonio conflittuale tante volte, no? E quindi per esempio anche con l'altro testo e l'altra immagine sulla laguna di Venezia del 700, ma del 600, perdono, che questo confronto tra gli elementi dell'acqua e la terra, che sempre è un problema a Venezia, diciamo, di prima per la possibilità di che la laguna fosse persa, e adesso per tanta acqua con i cambiamenti climatici. E quindi è sempre questa relazione conflittiva tra l'acqua, la città e la laguna.
Quindi un po' l'approccio è collegare, diciamo, no? Scienze naturali ma anche sociale, e questo, diciamo, sociologia proviamo a farlo un po' come la stessa UNESCO dice, no? E quindi proviamo a capire che i problemi non solo sono tecnici, no? Tecnologiche, ma anche sociali, e quindi come le due sono necessari per avere un rapporto più sostenibile, diciamo, no, della città, ma anche dell'entorno lagunare in questo caso, che è molto importante in una città come Venezia. Per esempio il confronto con il turismo, che è tanto peculiare, no? E che ha anche tante diciamo soldi, ma problemi anche. Quindi come collegare queste particolarità sociali con l'entorno naturale. E quindi, come ho detto, è questo un riporto storico di Venezia che diciamo dal 500, no? Per esempio, come possiamo guardare in questo mappa di Cristoforo Savarino, che era uno di questi sapi no? Che lavorava con l'acqua, e che all'epoca si hanno fatto questa diversione del fiume per provare a preservare la laguna, lo quale hanno fatto, no? Tutti il materiale che fiumi portavano alla laguna poteva trasformarla e diventarla, che la laguna fosse persa. E quindi possiamo guardare questi lavori per preservare la laguna, ma anche alcuni problemi che il stesso Cristoforo Savarino dice, per esempio, che la laguna non solo ha problemi con i fiumi, no? E con il mare, no? Che posso farle per diventare persa, ma anche, per esempio, dice che a livello umano ci sono, per esempio, signori e uomini potenti, no? Ingegneri anche, e particolari che cercano per il bene proprio. E quindi è questo collegamento tra natura, fiume, mare, ma anche interessi sociali che ha bisogno di capire e provare a controllare in certo senso per preservare la laguna. E quindi il nostro gruppo di ricerca è interdisciplinare, no? Abbiamo un rapporto, abbiamo diciamo persone che lavorano nell'arte, scienze, ma anche internazionale, no? Come nel mio caso, ma anche lavoriamo con colleghi della India, di Cina e Europa. Un po' lavoriamo con il caso di Venezia come paradigma di città dell'antropoceno, un po' come lo che dito, come questa città artificiale, no? Ma anche del territorio artificiale e come si collega con la laguna. E questo possiamo trovarlo, per esempio, in questi isolari, no? Questi libri su isola, ma anche, per esempio, nello stesso momento, nel 500, libri su città. E quindi la città di Venezia è un esempio di questo buon rapporto con la natura, no? Della laguna e la città. Ma anche, per esempio, troviamo un altro caso che è il mio caso di studio, la città di Messico Tenochtitlan, la capitale degli Aztechi, e quindi nell'epoca le due erano molto simili, no? La città del Messico è, come si è detto qua, è più o meno a questa altura, ma con un grosso lago, 3 volte più o meno la laguna di Venezia. E quindi la comparazione, il confronto tra le due era algo molto peculiare, no? Erano le più importanti città sul lago o una laguna. E quindi era questo confronto anche di civilizzazione e di maneggio idraulico. Nel caso della città del Messico, che è il mio caso di studio,
si è perso la laguna praticamente e rimane piccoli, no, spazi di piccole lagune, ma quasi tutto lo abbiamo trasformato in una grossa città. E quindi un po' io mi occupo di capire perché in un caso la laguna si è preservato e nell'altro invece si è trasformato, no? Quali sono le visioni culturali, ma anche interessi sociali, politici, economici che hanno fatto questi due entorni molto diversi adesso, quando in principio era molto simile. E anche, come abbiamo detto, lavoriamo con diversi colleghi e facciamo eventi in diversi posti. Per esempio abbiamo fatto questo convegno con Scorrens in Jena, in Germania, e anche facciamo questi convegni Waterscapes una volta al mese più o meno, e con diversi colleghi che presentano a Ca' Foscari e a Niš, in questo centro di Environmental Humanities. Se vuoi. Sì, poi appunto come collaborazioni abbiamo, come diceva anche Omar, diverse collaborazioni sia a livello locale che internazionale, in particolare a livello sì, locale. Questo se vuoi parlarne tu. È comunque sul... Sì, Vegal è il... Va bene, parlerò dopo, tu puoi cominciare con quello dei pescatori. Sì, uno dei lavori che facciamo è come storici, alcuni storici, non tutti, lavoriamo nell'Archivio di Stato di Venezia e quindi questo confronto tra le visioni un po' più moderne del Seicento, per esempio di autori che ritrovano le scienze moderne e idee di Galileo, no? Ma anche il confronto tra il maneggio idraulico tradizionale e queste nuove idee. E come ha un certo confronto, ma anche il sapere locale, in questo caso dei pescatori sul maneggio della laguna. E quindi nell'Archivio di Stato troviamo queste consulte ai pescatori sulla desviazione dei fiumi, ma anche come il maneggio idraulico che ha bisogno, come gestire la laguna, diciamo. E quindi abbiamo anche lavorato, abbiamo fatto questo sito web con le interviste ai pescatori digitalizzata e che si può consultare online e anche la trascrizione. E quindi proviamo a fare questo lavoro tradizionale, storico d'archivio con nuove tecnologie, in questo caso con la Università di Columbia. Ok, l'idea è quindi di proseguire in questo ambito appunto della pesca con una collaborazione con Vegal, questo gruppo di azione locale del Veneto orientale, che ha sede a Portogruaro e ha già in atto si lavora in ambiti sia agricoltura, pesca, eccetera. In particolare il mio dottorato prevede un tirocinio presso Vegal e il tema è appunto quello della candidatura UNESCO della pesca come patrimonio immateriale culturale. E è già stato fatto un primo percorso in questo senso con il PCP1, quindi Patrimonio Culturale della Pesca, e che si è concluso con la produzione di un documentario, un docufilm, che se volete magari posso condividere con voi in seguito, dove appunto sono presi in considerazione diversi gruppi di azione locale in tutta Italia, in diverse regioni italiane. L'idea è quella di proseguire con un secondo PCP per ingrandire appunto, allargare la collaborazione con gli altri GAL italiani e vedere appunto possibili collaborazioni a livello sia europeo sia internazionale. Appunto questo docufilm aiuta a comprendere quali cioè sia i mestieri, le conoscenze, le attrezzature della pesca
della piccola pesca, come sì, siano da un lato appunto in pericolo e dall'altro siano una ricchezza sì, da tenere in considerazione per il futuro. E poi sì, sempre in collaborazione con Vegal abbiamo portato avanti diverse iniziative e poi la cattedra UNESCO è appunto una cattedra UNESCO, quindi si occupa dei temi principali di cui si occupa l'UNESCO, quindi l'educazione, la scienza, la cultura. In particolare in ambito educativo abbiamo svolto diverse attività, questo di un workshop sul Technosphere. Io non ero ancora appunto dentro l'università, però è stato svolto nel 2024 in collaborazione sempre con IUS Pavia, l'università di cui faccio parte. E appunto al momento è partito un gruppo di scrittura, anche soprattutto grazie al professor Leo, il direttore della cattedra UNESCO, con gli studenti, non solo dei corsi di filosofia, epistologia, sia triennale che magistrale, ma aperti a altri ricercatori o studenti di altri corsi. E appunto l'idea è di appunto un itinerario epistemologico sulle acque di Venezia, ma non solo di Venezia come isola, ma di Venezia, tutto appunto il discorso, cioè la laguna di Venezia, ma anche i fiumi che sfociano nella laguna, eccetera. Alcune escursioni che abbiamo fatto in questo ambito sono appunto alla diga del Vajont, per vedere nuovamente come l'acqua, sì, la gestione dell'acqua sia importante e sia sì, possa essere causare problemi, disastri ambientali e sociali gravi. Esatto. Quindi appunto come non bisogna focalizzarsi solo sull'ingegneria, ma anche appunto cioè per esempio lo sappiamo probabilmente, ma gli abitanti locali sapevano della fragilità della montagna, eccetera, quindi il Monte Toc. Sì, un'altra escursione che abbiamo potuto fare al Forte di San, che è gestito parzialmente da un collettivo artistico. E sì, vuoi dire qualcosa? Sì, solo di questo, ma in generale è come molto interessante, no? Questo collegamento tra filosofia, perché le classi sono di filosofia, no? E quindi non è molto comune come fare queste escursioni molto collegata al territorio, e quindi è molto interessante perché io anche ho studiato filosofia e quindi mai si fa qualcosa così, e quindi è molto interessante. E anche i siti, no? Per esempio in questo caso del Forte San Andrea, che storicamente era dove si chiudeva la laguna, no? Per protezione, e adesso anche possiamo guardare un po' lontano, è una delle entrate dell'acqua alla laguna, no? E quindi il MOSE anche come questa nuova protezione, diciamo, no? Che storicamente era un sito, sì, San Andrea, per proteggere, no? Per questo il forte, ma adesso con il MOSE, e quindi anche questa relazione matrimonio, ma anche di protezione con il mare. Sì, altre escursioni appunto siamo arrivati a Caroman, lungo appunto il Murazzo, che è ancora un'altra protezione, diciamo, dalla laguna, cioè dall'acqua del mare. E sì, quella appunto è la foto di un pescatore di San Pietro in Volta, che è appunto un altro dei problemi, diciamo, della laguna con il cambiamento climatico sono per esempio specie invasive come il granchio blu, di cui probabilmente abbiamo sentito parlare tutti. E è stato sì, un momento divertente, nel senso che questo pescatore, che io conoscevo
cioè, ho conosciuto 10 anni fa andando in vacanza per Venezia, a San Pietro in Volta con i miei genitori e appunto cioè, mi ha riconosciuta e ha offerto a tutti del tramezzini al granchio blu. Quindi sì, come una minaccia appunto il granchio blu in alcuni casi, cioè per molti pescatori ha significato sì, la perdita, esatto, ma anche proprio la perdita del lavoro, eccetera. In altri casi è ancora inteso come una possibile sì, risorsa, comunque sì, cioè, si può ancora fare qualcosa, dopo ovviamente bisogna studiarlo di più e è uno dei casi di studio che affronterò durante il dottorato. Sì, questo momento non solo educazione, ma anche no, di scienza e cultura con la UNESCO e quindi la scienza è tenduta non solo come queste scienze naturali, ma anche, come diceva Odito, idrosociali. E quindi questo collegamento tra scienze naturali e sociali in una visione globale ma anche locale, no? Recuperando saperi vernacoli locali e in quanto a livello culturale anche sì, questo collegamento del patrimonio culturale e patrimonio naturale. E come per la preservazione delle due ha bisogno di collegare e capirlo no, separati ma insieme. E quindi per esempio come questa pratica tradizionale della pesca no? Che ha bisogno del territorio della laguna ma anche sì, come per preservare la laguna è anche importante recuperare questi saperi. Questo diventa più importante adesso, come si è detto qua, con il cambiamento climatico, che è anche, per esempio, se ritorniamo alla fondazione della UNESCO, era un punto importante, no? Dopo la seconda guerra mondiale, la UNESCO diventa non solo come questo spazio per discutere educazione, cultura, scienza, ma anche per impulsare la pace. E questo diventa molto importante adesso, no? In questi tempi che conflitti non solo naturali ma anche sociali sì, sono molto forti e quindi pensiamo che un approccio come che difendeva la UNESCO, no? Buscando la cultura, la scienza per la pace e la collaborazione internazionale è molto importante. E quindi per finire solo, dentro la cattedra UNESCO abbiamo fatto diverse pubblicazioni, anche siti web e anche un MOOC, uno di questi corsi no, massivi, e che è listo ma sarà per il prossimo semestre, ma anche abbiamo collaborato in tutte queste pubblicazioni e inoltre questo per esempio il più famoso è Venice e l'Antropoceno e abbiamo fatto diverse sì, pubblicazioni. L'ultima pubblicazione è questo glossario per le grave di Ciano, che è un Crocetta del Montello, c'è una situazione un po' conflittuale appunto per la costruzione di bacini di laminazione. Esatto, esatto. Quindi sì, anche questo appunto è un volume che è appena stato pubblicato sul tema, su come sì, coinvolgere le popolazioni locali nelle decisioni politiche e sì, di gestione del territorio. Grazie mille. Grazie ragazzi. Un attimo. Una curiosità piccola, visto che conosci il pescatore di Pellestrina, sui granchi blu, ce ne sono, ti ha detto se ce ne sono un po' meno quest'anno rispetto all'anno scorso? Perché io ne vedo molti di meno, però non so se te l'ha detto. Allora, non me l'ha detto e non credo sia la sua opinione. Poi chiederò. Lo chiediamo alla Jenny dopo.
Qualcun altro deve chiedere qualcosa? Omar, anche io sono della Città di Messico e bueno, pensare che la Città di Messico era un lago con tante risorse di acqua e adesso la Città di Messico soffre di un stress idrico e la proiezione al futuro sarà peggio. Io mi chiedo come questa esperienza ed storica della Città di Messico può servire per parlare ai veneziani di cuidare e proteggere la laguna per non arrivare a un stress idrico come il che adesso c'è in un posto che aveva acqua. Sì, penso un po' lo che lavoro è questo, no? Come se Venezia può capirci come la città dell'antropoceno, no? Come artificiale, come ha preservato la laguna. Messico è l'altro esempio, ma diciamo lo contrario, magari negativo tanti volte, no? Perché è questo che del 500, no? Con l'arrivo degli spagnoli, la laguna diventa, diciamo, non positivo per la città e quindi il confronto tra città e laguna è molto più violento, diciamo, e la gestione idrica è molto... non si ha cercato di preservare la laguna, sino tutto lo contrario, per difendere la città prima e anche per la sua espansione. E quindi diciamo che storicamente si è preso acqua del sud o di altri bacini, si utilizza e si manda via, anche con l'acqua di pioggia. E quindi il maneggio no, è molto sostenibile. E quindi è una lezione molto importante non solo per la città di Venezia, ma in generale. Adesso che lo stress idrico è molto forte e anche come sì, possiamo diciamo, trasformare ambienti, no? La capacità umana, ma anche i peligri di questo, sì, i problemi di questo, no? Che ha bisogno di capire e fare un po' più intelligente questo e non solo guardando la città ma anche l'entorno idrico in questo caso. Uno dei segnali più evidenti dell'antropocene è la grande dispersione di plastica nell'ambiente. C'è un tema di plastica anche in laguna, ce n'è molta anche sui fondali. E quando voi avete a che fare con l'aspetto sociologico, con la popolazione, parlate di plastica, di come ridurla, di come comportarsi meglio, cioè questi aspetti tra comportamento della popolazione e plastica che finisce nell'ambiente è un aspetto che affrontate? Non direttamente, poi con il Vegal c'è una dei temi appunto, anche lì la sostenibilità. In particolare c'è un progetto per rendere riutilizzabili le fette del pesce di polistirolo e renderle, ovviamente bisogna capire come farlo perché sì, esatto, certo, esatto, però sì, cioè, è uno dei temi su cui lavoreremo in collaborazione. Sì, no, certamente, sì. Sì. Di Pellestrina nel 2016 si sono manifestati come l'Anonima Alcolisti e hanno detto siamo qui e non vogliamo più lavorare nel modo vecchio, vogliamo assumere comportamenti nuovi e quindi c'è stato un approccio proprio collaborativo con loro e proprio sulle reti da pesca che sono lo sfrido dell'insacchettamento dei mitili e non era nemmeno mai stato misurato questo sfrido. Quindi abbiamo fatto una delibera a livello di giunta dove abbiamo declassato quel prodotto plastico utilizzato in fase lavorativa, quindi doveva essere un rifiuto speciale, corrispondendolo a un rifiuto domestico. Perché? Perché sono le stesse retine che abbiamo in frigorifero quando andiamo a comprare. Solo se è in barca diventa rifiuto speciale. Se è in frigorifero diventa rifiuto domestico.
Abbiamo posizionato dei cassonetti solo per loro, quindi abbiamo fatto un lavoro di pianificazione assieme a Veritas. Gli hanno spiegato anche come conferire queste reti, perché potevano tenere delle alghe, quindi odori nauseabondi, caricati nei mezzi di trasporto, nel ferryboat, cominciava a interferire con una serie di cose che non erano confacenti, e abbiamo misurato in 3 anni 150 tonnellate di sbrigo di pesca. Quindi non sono un pericolo i pescatori. Bisogna trovare strumenti corretti perché queste attività diventano più normali, diciamolo così, gestibili. La nuova norma sul salvamare non aiuta in questo caso, per tante complessità. Luoghi di sbarco, recupero, conferimenti. E hanno declassato, quindi abbiamo dovuto non attuare più questa delibera, perché con il salvamare non era più coerente, è una norma sovraordinata rispetto a una delibera di giunta, e quindi non facciamo più questo tipo di raccolta. Ma bisogna fare un lavoro serio su questo, anche a livello legislativo, perché non basta solo il buon comportamento, c'è anche un'organizzazione a terra, oltre che la capacità di lavorare in barca, che deve corrispondere poi con le buone norme che tutti noi vogliamo applicare. Tra l'altro, se non ricordo male, l'altro anno Jenny ci parlò delle reti da pesca che loro utilizzano particolari, no? E le boe, sì. Ragazzi, grazie. Buono studio e buon lavoro e buon proseguimento. Un'altra donna al tavolo, Sara Pavan di ARPAV. Prego, hai anche tu delle slide, presumo, giusto? Sara ci parlerà il tema della sua relazione è conoscere le risorse idriche in Veneto, come il cambiamento climatico può modificarne disponibilità e distribuzione. Quindi l'acqua torna al centro. No, quello che l'abbiano spento, se lo devi accendere. Ok, se lo tieni ben vicino. Mi perfetto. sentite? Ok. Allora, mentre apro la presentazione, mi aggancio alla presentazione dei ragazzi che mi hanno preceduto. Non mi sento più, ok? Devo tenere un po' più sotto. Io vengo da un paese che si chiama Taglio di Po, che è un paesino che si chiama così perché è il punto in cui i veneziani hanno deciso di fare il taglio, il famoso taglio di Porto Viro nel 1604, per deviare il Po in modo che non andasse più a insabbiare la laguna. E vivo adesso a Porto Tolle, che è un paese che si è formato, cioè che è sul delta del Po, che si è formato a seguito di quel taglio. Quindi se i veneziani non avessero fatto quella cosa, sì, vabbè, sarei nata da un'altra parte, però insomma, diciamo che la terra dove vivo adesso è stata originata da quello, ed è una di quelle che andrà sotto tra poco, perché è già sotto il livello del mare, e quindi va bene, insomma. Allora, faccio partire la presentazione, mi dite se la vedete, sì, ok. Allora, di che cosa vi parlo stamattina? Allora, innanzitutto, per me è una grandissima opportunità essere qui in questi giorni, perché, vabbè, io vi presenterò, si è parlato tantissimo di dati in questi giorni, dell'importanza dei dati, e io rappresento l'ente che raccoglie ufficialmente tantissime tipologie di dati per la Regione Veneto. E quindi per me è un'opportunità avere contatto con ricercatori, altre amministrazioni pubbliche, università, per far vedere quello che raccogliamo, come lo misuriamo, per capire se è quello che vi serve, anche perché noi lo facciamo come compito istituzionale, però lo facciamo magari in maniera un po' rigida da tanti anni, con le stesse modalità, con le stesse tipologie di elaborazione. Potremmo migliorare, cioè, voglio dire. Quindi magari da questa discussione di questi giorni può essere che magari voi imparate qualcosa in più, magari vi dite, ah, ma guarda ARPAV che cosa mi misura, e magari ci date qualche suggerimento per il futuro. Allora, cominciamo. Allora, ARPAV in realtà non si occupa soltanto di misurare la quantità dell'acqua, ma anche la qualità, però quello lo fa un altro dipartimento, e quindi magari in futuro ci sarà occasione di confrontarsi anche con loro. Facciamo qualunque tipo di monitoraggio, appunto, e io vi parlo del monitoraggio della quantità. Io sono la responsabile dell'unità organizzativa idrologia,
del Dipartimento di Sicurezza del Territorio, però collaboro ovviamente con tutte le altre unità, il Centro Meteorologico, il Centro Valanghe di Arabba, e quindi coordino un po' quella che è la raccolta di dati su questa tematica. Tutto quello che facciamo da questo punto di vista viene sintetizzato in un documento che pubblichiamo mensilmente, disponibile sul nostro portale internet, che si chiama Rapporto mensile sulla risorsa idrica in Veneto. È un documento abbastanza complesso, una quarantina di pagine, fitte di grafici, di statistiche di qualunque tipo. Vi faccio vedere un po' di questi contenuti, poi ovviamente vi invito ad andare a consultarlo perché è veramente un documento molto ricco. Che cosa contiene? Contiene lo stato della risorsa idrica su tutta la regione, lo pubblichiamo all'inizio del mese e diciamo è riferito al mese che si è appena concluso, e dà lo stato di tutte le componenti della risorsa idrica: pioggia, neve, portate dei fiumi, livelli dei laghi, acque sotterranee. Non contiene ancora purtroppo dati sulle sorgenti, perché il monitoraggio delle sorgenti al momento lo facciamo ancora in maniera non strutturata, lo facciamo in maniera discontinua, facciamo 3-4 monitoraggi l'anno, ma più che altro sono monitoraggi legati ai parametri fisico-chimici. E misuriamo anche la portata comunque in occasione di questi rilievi, però per avere un dato in continuo della portata bisognerebbe strutturare, fare diciamo, interventi fisici su quella che è la sorgente per poter avere un dato in continuo, cosa che noi non abbiamo nessuna intenzione di fare. Stiamo cercando di metterci d'accordo con i gestori dei servizi idrici per vedere se presso qualche sorgente dove loro prelevano si riesce in qualche modo a combinare, perché loro ovviamente misurano la portata che prelevano, ma la portata della sorgente può essere maggiore. Insomma, stiamo cercando di valutare se si riesce ad acquisire anche questo dato, perché in realtà sarebbe una componente che ci manca. Andiamo avanti. Allora, cominciamo un pochino una carrellata di questi contenuti. Uno dei principali è precipitazione e bilancio idroclimatico dell'ultimo mese, quindi vi pubblichiamo delle mappe con quanto è piovuto, quanto scarto c'è rispetto a quello che ci aspettavamo che piovesse nello stesso periodo rispetto alla media storica. Noi confrontiamo il dato attuale con dati degli ultimi 30 anni, quindi lo pubblichiamo sia a livello di mappa con precipitazione caduta, con la differenza rispetto a quanto atteso. Pubblichiamo il bilancio idroclimatico, che è una combinazione tra quanto è piovuto e quanto caldo ha fatto. Di fatto non fa mai. Ultimamente siamo sempre con anomalie positive di temperatura e quindi il bilancio idroclimatico è quasi sempre in negativo. E pubblichiamo questo dato appunto a livello di mappa e anche a livello di istogramma confrontato con, per lo stesso mese, con quello che è successo nei 30 anni precedenti. Quindi insomma, vedete la variabilità delle precipitazioni del mese di giugno negli ultimi 30 anni. Sbagliato tasto. Ok. Questo lo pubblichiamo sia a livello appunto mensile sia a livello di anno idrologico. Attenzione che l'anno idrologico è un'altra cosa un po' diversa dalla diciamo, conoscenza comune. L'anno idrologico va dal 1° ottobre al 30 settembre, quindi quando facciamo i bilanci idrologici ci riferiamo a questo periodo, perché va diciamo, a seguire più che altro quella che è la stagionalità del ciclo idrico, quindi con l'autunno, da ottobre in poi, l'inverno, la primavera e l'estate si chiude il ciclo idrologico. E quindi troverete anche le statistiche non solo a livello mensile ma anche a che punto siamo nell'anno idrologico. Adesso vediamo per esempio che funziona il puntatore se faccio così? No. Sì? Ah, perfetto. E si vede che attualmente, insomma, considerando che a giugno è piovuto pochissimo, siamo stati parecchio sotto media, però comunque considerando il livello di anno idrologico siamo ancora leggermente sopra media. Speriamo bene. Oltre alle statistiche su piogge misurate, pubblichiamo anche un po' di statistiche su indicatori di utilizzo comune. Questi sono gli indicatori che utilizziamo, sono indicatori che sono stati definiti in un manuale ISPRA. L'ISPRA è l'ente che coordina le attività di tutte le ARPA, i servizi idrologici, ha fornito diciamo un manuale con delle linee guida
con una serie di indicatori specifici che, ovviamente utilizzando i dati osservati, possono dare indicazioni maggiori su quello che è l'impatto dei dati osservati. Uno dei più importanti è l'indice SPI, Standard Precipitation Index, che sostanzialmente calcola quella che è l'anomalia di pioggia registrata, normalizzata a livello regionale. Viene calcolato su 4 orizzonti temporali, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi. Questi 4 diversi orizzonti temporali hanno significati diversi come indicatore di quello che possiamo attenderci per il futuro, più o meno a breve e medio termine, di quella che è la disponibilità di risorsa idrica. Quindi quello a 12 mesi, 6-12 mesi, ci danno un'idea di quella che può essere la ricarica della falda e quindi lo stato anche magari dei fiumi, che hanno come componente principale la portata che deriva dalle risorgive. A 1 mese ovviamente è nell'immediato, quindi condizioni di umidità del suolo, eventuali potenziali problemi di sofferenza per l'agricoltura. 3 mesi ci dà anche quello più un'idea della disponibilità nei fiumi per quanto riguarda la componente diretta dalla pioggia. E sì, insomma, vedete che adesso questo è quello che è stato pubblicato a giugno, quindi abbiamo che dal punto di vista dei 3, 6, 12 mesi siamo in condizioni di normalità. In 12 mesi c'è ancora l'influenza del 2024, che è stato un anno particolarmente piovoso. Quello a 1 mese mostra i primi segni di siccità da moderata a severa nella parte occidentale, ma appunto perché a giugno è stato un mese meno piovoso del normale. Vi chiederete, ma nel 2022 che c'è stata tutta quella siccità, questo indice com'era? Così. Diciamo che il colore è abbastanza indicativo, insomma. Quindi, vabbè, luglio era vagamente verdino perché un pochino era piovuto, però vedete che le scadenze, diciamo, le altre scadenze temporali rappresentavano in maniera molto efficace quella che era la situazione reale, quindi un indice abbastanza immediato. Passiamo dalla pioggia alla neve, pubblichiamo il dato di neve fresca caduta e il dato di neve rossa. Questi sono dati di maggio perché a giugno non c'era già più niente. E vedete che quest'anno è stato un anno particolarmente magro. Adesso vi ho riportato i grafici di 2 stazioni Cortina e Asiago, una per le Dolomiti, una per le Prealpi, e vedete che siamo stati parecchio sotto media. Si vede dai pallini rossi che stanno parecchio sotto la linea rossa, che è la media. E sempre altri grafici, ma non sono tutti qua, vi riporto i principali, poi ovviamente andate, se volete, a consultare il rapporto. L'altezza media di neve sulle Dolomiti, la curva nera è quello che è stata l'altezza media quest'anno a partire da ottobre fino a fine maggio, la tratteggiata è la mediana, la fascia gialla è quella, diciamo, tra il 25esimo e il 75esimo percentile, quindi diciamo quella che dovrebbe essere un po' la norma dell'altezza di neve che ci attendiamo, e qua quest'anno siamo stati praticamente sempre sotto, tranne un guizzo di vitalità con le nevicate di marzo, poi siamo ritornati drammaticamente sotto. E quell'altro sotto è un altro indice che indica più o meno la stessa cosa, però in un'altra modalità, quindi vedete siamo stati praticamente sempre rasenti la norma, un attimo di vitalità a marzo e poi... Sempre riguardo alla neve rappresentiamo anche una stima di quello che è lo snow water equivalent, cioè la quantità di acqua immagazzinata sotto forma di neve, quindi disponibile poi dal punto di vista degli utilizzi, e anche qui vedete che vabbè, ovviamente è equivalente al grafico precedente. Lo snow water equivalent di quest'anno è sempre stato praticamente al di sotto della media. Sotto vedete un grafico di questo snow water equivalent ripartito su 3 bacini principali, Piave, Cordevole e Brenta. Lo so che il Cordevole è nel bacino del Piave, però visto così è un pochino più rappresentativo. E passiamo agli invasi, presentiamo anche i volumi degli invasi. Ovviamente questo è un dato che risente molto di quello che è l'influenza delle manovre antropiche, però comunque dal punto di vista statistico ha una sua significatività, soprattutto se lo confrontiamo con anni particolari, per esempio come il 2002-2003, che è stato
particolarmente anomalo come anno. C'è stata la grande siccità del 2003 che ha visto il minimo di volumi invasato. Quest'anno siamo tutto sommato, è il grafico azzurro, siamo tutto sommato nella norma. Andiamo avanti, veloci. Altra componente, acque sotterranee. Noi abbiamo una 60 di stazioni freatimetriche che trasmettono i dati in automatico, anche quelle sono tutte disponibili sul sito ARPAV, trasmettono il dato una volta al giorno, però viene rappresentato il dato ogni ora, cioè loro registrano il dato ogni ora, però lo trasmettono una volta al giorno, questo per risparmiare la batteria della stazione. E di queste 60 stazioni freatimetriche ne abbiamo selezionate una decina rappresentative, distribuite in tutta l'alta pianura, che ci danno la situazione di quella che è appunto l'altezza della falda. In questo momento siamo più o meno nella norma, si capisce dalla tabellina dove vedete i numerini azzurri che sono il percentile al giorno 29, siamo quasi dappertutto, insomma intorno al 50, sopra il 50, tranne nell'alta pianura veronese e Eraclea dove siamo un pochino sotto la media. Il trend comunque si vede dalle altre caselline di fianco colorate di arancione e verde, il trend è ovviamente in diminuzione in questo periodo. E rappresentiamo poi per ognuna di queste stazioni questo grafico bello colorato che ci dà quello che è l'andamento del livello registrato attualmente confrontato con quello che è stata la variazione negli ultimi 2 anni. Quindi l'inviluppo dei massimi, l'inviluppo dei minimi dei livelli di falda in quella stazione. Andiamo avanti. Portate dei corsi d'acqua ovviamente non potevano mancare, anche qui si fa un confronto con annate particolari e su questo vado veloce perché i grafici sono abbastanza, diciamo, la portata è un dato un po' particolare, diciamo che ti dà una fotografia del momento, però dal punto di vista del bilancio della risorsa idrica è quasi la più volatile, no? Anche se in questo momento magari ho portate alte in tutti i fiumi, ma potrebbe essere dovuto ad un evento meteorico appena passato, quindi dal punto di vista del bilancio lo riportiamo, però contano di più ovviamente le altre variabili. Come misuriamo adesso? Questa era una carrellata di quello che noi riportiamo come dato misurato e come una piccola parte delle elaborazioni statistiche che vi proponiamo già pronte, ovviamente poi se ne possono fare tante altre, noi ne facciamo una parte però. Poi vi volevo parlare di come misuriamo tutto questo, quindi spiegarvi un pochino come è fatta la nostra rete di monitoraggio. Allora, noi abbiamo una rete di stazioni automatiche che trasmettono i dati in tempo reale ogni 10 minuti tramite un'infrastruttura radio, cioè comunicano via radio tutte quante verso la centrale di Marghera, dove c'è anche la sede del centro funzionale. E al momento la nostra rete è composta da circa 357 stazioni. Dico sempre circa perché la rete è un animale dinamico. Un giorno ne muore una, l'altro giorno ne installiamo una nuova, insomma il dato è sempre un pochino variabile. Poi in questo periodo di PNRR che ogni 3x2 devono fare dei lavori sul ponte, quindi dobbiamo staccare una stazione, è una tragedia. Comunque queste stazioni, adesso vediamo un pochino di numeri, di come sono fatte. Allora, sono di vari tipi. Questa è una classificazione, diciamo, molto semplificata, però è per dare un pochino di numeri. Ovviamente ogni stazione è caratterizzata da tipologie di sensori diversi, da funzionalità diverse. In maniera molto generale, per non tediarvi per mezza giornata, abbiamo circa un centinaio di stazioni meteo. Cosa significa? Stazioni con sensori che abbiano almeno un pluviometro, un termometro, un anemometro. Abbiamo poi un'ottantina di stazioni agrometeo, dove non su tutte ma su tante ci sono anche sensori particolari che possono essere la bagnatura fogliare, la temperatura del suolo, il livello di falda e la radiazione, vari tipi di radiazione diretta e indiretta, eccetera, ovviamente il barometro, l'igrometro, eccetera. Abbiamo una trentina di stazioni nivometriche. Le stazioni nivometriche misurano
prima di tutto l'altezza della neve in quel punto, ma misurano anche quella che è la temperatura della neve a diverse altezze, quindi abbiamo si chiamano delle catene termometriche sul palo, delle griglie che praticamente hanno un termometro ogni 20 centimetri e misurano quindi la temperatura della neve, di tutto lo strato di neve che si accumula. E poi abbiamo una, diciamo, 86, vabbè adesso più o meno, di stazioni idrometriche semplici, quindi stazioni che misurano il livello dell'acqua e il livello dei fiumi. Possono essere sensori radar che quindi sono attaccati di solito sotto i ponti, misurano l'altezza dell'acqua, possono essere piezometri, dipende da come è fatta la sezione. Negli ultimi anni siamo riusciti a installare una ventina di misuratori di velocità superficiale per provare a stimare la portata in maniera automatica. Quindi sono sensori che dalla misura della velocità superficiale dell'acqua, sono sensori radar, stimano tramite formule empiriche più o meno validate, comunque necessitano di validazione con dati osservati, riescono, proprio misurando la velocità superficiale, riescono a stimare quella che è la velocità in tutta la sezione, quindi a stimare la portata in continuo. Di queste 20 stazioni che misurano in automatico la portata, 5 sono particolari e sono sul bacino scolante della Laguna di Venezia. E sono il Marzanego Mestre, il canale della Vela, Ponte Vela. Insomma, ci sono queste 5 stazioni che hanno una modalità diversa di misurazione della portata in continuo, perché hanno sensori di velocità immersa. Perché sono diversi? Perché se io ho un fiume dove l'acqua va sempre nella stessa direzione, allora ha senso che uso un sensore di velocità superficiale, ma sul bacino scolante si sa che i fiumi possono risentire di quella che è la marea e quindi l'acqua non va sempre nella stessa direzione. Un sensore di velocità superficiale non mi dice niente, a un certo punto mi dice no, guarda che l'acqua va da un'altra parte. Quei sensori lì invece immersi, che funzionano con tecnologia Doppler, misurano l'acqua, misurano la velocità dell'acqua in entrambe le direzioni, anche quelle sono opportunamente calibrate e danno anche lì la portata in tempo reale e vengono utilizzate poi dai nostri colleghi della qualità delle acque per stimare quelli che sono i carichi sversati in laguna. Quindi non è tanto importante la portata di quei fiumi lì in sé, ma quanto viene poi associato come carico inquinante che arriva in laguna. Altre cose su questa direi di no, andiamo avanti. Allora, quella è la rete di monitoraggio automatica, le stazioni sono là, funzionano benissimo per conto loro, ci mandano i dati ogni 10 minuti, siamo tutti contenti, però servono anche per, diciamo, completare il nostro set di dati anche rilievi manuali. Ce ne sono i due tipi, le misure di portata e i rilievi neve. Le misure di portata a cosa servono? Servono che io con il mio idrometro automatico misuro in continuo il livello, ma per sapere la portata devo riuscire ad avere una correlazione, devo riuscire a costruire la scala di deflusso, che è questa relazione che mi mette appunto in relazione quello che è il livello in quel momento con la portata che passa. Questa scala di deflusso, questa relazione viene costruita per punti, andando a misurare fisicamente la portata che scorre nel corso d'acqua a diverse altezze. Quindi vado, quando l'acqua è 1 metro, 1,5 metri, eccetera, riesco a costruirmi per punti questa relazione. Dopodiché al livello misurato in continuo riesco ad associare una portata fornita in continuo. E le modalità con cui andiamo a fare le misure di portata sono le più diverse. Qui ho messo soltanto alcune foto. Andiamo con i classici mulinelli idrometrici, quelli con cui è nata di fatto l'attività di misura di portata, quindi sono dei mulinelli con un'elica, tu li immergi in acqua, fai diversi punti lungo la sezione trasversale a diverse profondità, hai praticamente la velocità della sezione per punti, fai un integrale discretizzato e ottieni quella che è la portata in quella sezione. Negli ultimi anni sono sviluppati tantissimo i misuratori di portata con effetto Doppler che montiamo sotto questi barchini qua, questi qua, che poi ci portiamo in giro. A volte con la canna non si fa quasi più, oppure
appoggiamo ad un natante, queste sono misure di portata in po', oppure ce lo tiriamo da una sponda all'altra con delle corde, oppure questo è il nostro ultimo giocattolino, questo è, chiamiamo drone acquatico, in realtà è un barchino motorizzato che va avanti e indietro per conto suo. La tecnologia è sempre la stessa, quindi c'è un sensore attaccato sotto che, andando avanti e indietro per la sezione, misura in continuo quella che è la velocità e quindi ci restituisce la portata del corso d'acqua. Ultima new entry è il misuratore radar da ponte. Questo è molto utile in caso di piena, soprattutto in torrenti abbastanza vivaci, tipo quelli, tipo il Piave e il Cordevole, dove se proviamo a fare la misura con questo qua, il primo tronco che arriva ce lo porta via. E quindi adesso stiamo cominciando a utilizzare questo, va anche quello un pochino calibrato, però ci stiamo lavorando. E qui non ho messo una foto perché non ce l'ho, in realtà abbiamo appena preso anche il kit per il metodo della diluizione salina, perché in alcuni torrenti particolarmente complessi, anche lì non si riesce ad andare neanche col mulinello perché la sezione è talmente movimentata che non si riesce ad avere una misura decente della velocità. Con la direzione salina riusciamo a misurare anche quelli, nel senso che si versa una quantità nota di sale in una certa sezione a monte, a valle si mettono in acqua delle sonde che misurano la conducibilità dell'acqua. Ci sono ovviamente delle formule che correlano quanto sale ho buttato con quanta conducibilità registro a valle, e quello mi stima la portata. Quindi misure di portata per capire appunto la portata dei fiumi, misure dirette del manto nevoso per capire lo snow water equivalent, nel senso che io le mie stazioni misurano l'altezza d'acqua, scusate, l'altezza neve, lo spessore della neve, però quanto densa è? Cioè, quello bisogna andare a vederlo di persona, perché ovviamente in base alla densità della neve mi cambia tantissimo quello che è il suo contenuto, quella che è il suo equivalente in acqua. E quindi abbiamo 25 campi neve, distribuiti ovviamente più o meno in prossimità delle nostre stazioni, che sono, cos'è un campo neve? È semplicemente un'area recintata dove così la gente non ci va a ciaspolare e a sciare sopra, e andiamo a fare questi rilievi periodici per riuscire poi a tradurre l'altezza del manto nevoso in quanta acqua c'è. Anche qui però abbiamo provato a modernizzarci e siamo la prima regione, non dico in Italia, non dico nell'arco alpino, comunque la prima regione che ha provato a dotarsi di una rete automatica di misura dello snow water equivalent tramite questa nuova tecnologia basata su questi sensori che misurano l'assorbimento di neutroni nell'ambiente. È una tecnologia di cui onestamente so poco, ne sanno molto di più i miei colleghi di Arabba che l'hanno studiata, la stanno applicando, stanno verificando quanto può funzionare, però di fatto questi sensori sono in grado, cioè il primo anno, questo è stato il primo anno in cui erano installati e funzionanti, abbiamo avuto un'ottima correlazione tra quanto è stato misurato da questi sensori con quello che è stato poi effettivamente rilevato a campo. Ne abbiamo installati 24 sulla nostra rete e questo ci permette di avere una misura dello snow water equivalent più diffusa, ok? Quindi non solo legata a rilievi puntuali, ma più diffusa, e quindi insomma crediamo molto in questa tecnologia e sicuramente ci darà soddisfazioni, spero. Ok, allora adesso che vi ho diciamo, intrattenuto con che cosa misuriamo, come lo misuriamo, vi volevo mostrare un pochino di grafici che non sono particolarmente allegri, che sono stati, ovviamente noi oltre a fare reti di monitoraggio, a fare queste valutazioni sullo stato attuale, abbiamo anche un ufficio clima che si occupa di fare un pochino di analisi su quello che è appunto lo stato del cambiamento climatico nella regione Veneto. E queste slide mi sono state appunto fornite dai miei colleghi. Questa diciamo che è la più eclatante, temperatura media annua dal 1955 ad oggi. Direi che il trend
è abbastanza evidente. Questa è misurata e validata sulla Regione Veneto. I dati sono del 1955, anche se in realtà la rete di monitoraggio automatica è molto più recente, è stata installata negli anni dall'85 in poi, però i nostri colleghi sono riusciti a recuperare tutti i dati dell'ex servizio idrografico e a fare la correlazione tra le stazioni che esistevano, le stazioni manuali che erano gestite dall'idrografico, sono riusciti a fare la correlazione ovviamente con i dati delle stazioni automatiche per riuscire ad estendere all'indietro la serie storica. Quindi il trend direi che è più che evidente. Altrettanto non si può dire invece per la precipitazione annua. Qui in regione, almeno per quanto riguarda la regione Veneto, non si ha un trend. Cioè non sta né piovendo di più né piovendo di meno, sta piovendo però diverso. Quello che si può notare è che negli ultimi decenni si ha un aumento di quella che è la variabilità, quindi anni molto scarsi con anni molto abbondanti. Questo, diciamo che trarre conclusioni su questi aspetti adesso è un po' prematuro, vanno presi un pochino con attenzione, però pare che l'indicazione sia quella. Staremo a vedere. Un altro indicatore che invece è bello eclatante è quello delle notti tropicali. Cosa sono le notti tropicali? Sono quelle in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi. E questo è un dato spazializzato sulla pianura veneta. Qui il trend di aumento è abbastanza evidente. C'era stato il 2003 che sembrava un caso isolato, è stato il primo anno in cui c'è stato un fortissimo un grande numero di notti tropicali, ma invece negli ultimi anni sta diventando una norma. Il 2024 è stato proprio il boom con oltre 40, sì, saranno circa 48, adesso non mi ricordo il numero, notti, sì, 46,9, 47 notti tropicali. Ho voluto inserire anche, vabbè, questa slide che immagino avrete già visto in tantissime altre occasioni, però appunto qua si parla in questi giorni anche di ghiacciai. Questa è un'immagine che così magari poi se condividiamo le presentazioni resta a tutti, dell'evoluzione del perimetro del ghiacciaio della Marmolada. Quindi la foto è del 2007, le linee sovrapposte sono quelle di diverse annualità. Manca quella più recente, magari la inseriremo. Quasi finito. Ho quasi finito. Sì. Vado avanti velocissima. Allora, questa è un'altra statistica che abbiamo fatto a livello generale sull'altezza neve. Grafico blu, altezza media dal 61 al 90, grafico rosso dal 90 al 2020. Due periodi di 30 anni messi a confronto. Sì, esatto. È il plurale che mi 30 anni. 2 periodi di 30 anni messi a confronto per le Alpi e per le prealpi, quello in basso. Cos'è che si vede? A parte che si vede che c'è meno neve, proprio come quantità, si vede anche che finisce prima, cioè che si esaurisce prima. E questa è la cosa, ma è stata già detta da tantissimi altri colleghi nei giorni scorsi. Mi cambia il ciclo dell'acqua, mi cambia il ciclo idrologico, mi si scioglie prima la neve e quindi mi altera tutta quella che è magari anche la prospettiva di utilizzo agricolo durante l'estate, perché ha una fusione anticipata e la gestione diventa più complessa. Ultime due che vi invito ad andare a consultare sul nostro sito. Trovate una piattaforma proiezioni climatiche per il nord-est. Vedete cosa ce ne facciamo? Ne abbiamo già un sacco di proiezioni climatiche, è vero, ma questa piattaforma prende quelli che sono i modelli a scala europea e i nostri colleghi appunto dell'Ufficio Clima in collaborazione con l'Università di Padova hanno fatto una correzione locale, correggendo quelli che possono essere i bias modellistici, ritarandoli con i dati osservati della nostra rete, appunto degli ultimi
70 anni, in modo da avere proiezioni dettagliate su quella che è la nostra regione. Voi andate su questo portale, cliccate, quelli che stanno in Veneto, su casa vostra, e vedete quella che può essere la temperatura nel 2100 secondo i vari scenari dell'IPCC, più o meno. Ci sono anche proiezioni per la pioggia, ma quelle sono un pochino più incerte, un po' tanto più incerte. E ultimissima cosa, la nostra rete di monitoraggio, noi ci siamo chiesti nell'ultimo anno se è quella che serve, se è completa, se può fare meglio, se può fare qualcosa di diverso. Ci siamo messi lì e abbiamo detto ok, vediamo un po' come è fatta la rete, a che esigenze corrisponde, che esigenze ha di monitoraggio la regione. Quindi abbiamo trattato tutta una serie, ci siamo messi lì con la mappa e abbiamo detto dal punto di vista agricolo sono coperte tutte le aree con sensori adeguati? Sì, dai, abbastanza. Dal punto di vista turistico, tutte le principali località turistiche hanno una adeguata copertura? Insomma, ci siamo fatti una serie di domande e come risposta ci siamo detti ci siamo quasi. Ci mancano una ventina di stazioni in punti strategici per avere la rete completa. Questi buchi adesso cercheremo di coprirli spostandone un po' una, aggiungendo 2 sensori sull'altra, eccetera, perché mettere nuove stazioni è sempre un onere abbastanza importante, però riteniamo che la nostra rete sia abbastanza completa, che riesca a rispondere a tutte quelle che sono le esigenze conoscitive della nostra regione. Però in realtà vi rilancio questa domanda, insomma, magari parliamone, pensateci, se vi viene in mente qualche esigenza, qualche buco conoscitivo che possa essere ovviamente strategico a carattere regionale. La nostra è una rete regionale, quindi può essere una rete di dettaglio come quella per le autostrade, piuttosto che insomma, deve essere un'informazione che ha carattere, valenza regionale. E con questo chiudo e vi ringrazio. Grazie. Se ci sono delle domande, mi alzate la manina e vi porto il microfono. Silenzio. Bene. Due domande che non c'entrano niente una con l'altra. Uno ero curioso di sapere se misurate il trasporto solido, perlomeno il carico sospeso, perché quello di fondo è molto complicato, le formule, eccetera. E quello è interessante capire quando e quanto è torbido. L'altra domanda che non c'entra è una curiosità che ho sempre sugli invasi, perché gli invasi in Italia, cioè le dighe, tendenzialmente sono vecchie e quindi hanno tutta una serie di stabilità, a parte le tragedie con il Vajont, ma io so che in Friuli, da dove vengo, c'è la diga del Lumiei che sta andando verso i 100 anni, insomma tutto bene, ma sono progettate mediamente per viverne tra 60 e 70, no? Che io sappia, quindi volevo avere così un feeling su questo. Allora, per quanto riguarda la misura del trasporto solido, la risposta è ci stiamo lavorando, nel senso che fino a qualche anno fa avevamo un pochino di risorse umane in più e avevamo fatto un po' di studi di trasporto solido, sempre appunto trasporto solido in sospensione, sempre sui fiumi del bacino scolante in laguna. E adesso ci piacerebbe riprendere questa attività, in realtà non soltanto su quei fiumi lì, ma anche su fiumi di maggiori dimensioni. Abbiamo appena acquistato con i fondi PNC 2 torbidimetri accoppiati, ottico e quell'altro che non mi ricordo come si chiama, AOBS la sigla. Okay? Abbiamo appena acquistato questi 2 torbidimetri, dobbiamo ancora battezzarli. L'idea di riprendere l'attività c'è. E per quanto riguarda le dighe, in realtà noi non abbiamo nessuna voce in capitolo su quella che è la gestione degli invasi, la manutenzione, lo stato di conservazione. Quello che noi vediamo, in cui siamo coinvolti, sono i piani di gestione di questi invasi. Siamo coinvolti ovviamente come enti di riferimento per la Regione Veneto per le valutazioni idrologiche e anche per la valutazione della qualità dell'acqua conseguente alle manovre.
Sì, siccome appunto c'è stato negli ultimi anni un forte riempimento, poi non ne parliamo dopo Vaia, lì c'è stato proprio un fortissimo incremento, un salto quantitativo notevole. Adesso erano già previsti prima, però è stata data un'accelerata a quelli che sono i piani di gestione degli invasi. Piani di gestione che prevedono appunto gli svasi controllati in modo da riuscire a eliminare una parte dei sedimenti che si sono accumulati, anche per permettere quelle che sono le attività di manutenzione del corpo diga, che in alcuni casi, alcuni punti non sono neanche più accessibili, ci sono alcuni casi in cui gli scarichi di fondo sono completamente tappati perché si è accumulato sedimento. Quindi noi stiamo, cioè, so che c'è questa attività in corso perché appunto veniamo coinvolti per le valutazioni idrologiche e speriamo bene. Un altro? In fondo, arrivo. Una domanda, sta calando l'acqua dappertutto, sta calando la neve dappertutto, ma la qualità di quest'acqua rimane come quella di 20 anni fa o è cambiata? 20 anni fa non lo so. Allora, in realtà non saprei fare un confronto tra la qualità appunto di 20 anni fa adesso, perché sicuramente ci sono stati delle forzanti positive e delle forzanti negative sulla qualità dell'acqua. Sono sicuramente aumentate dappertutto i depuratori, sono sicuramente aumentate anche però le fonti di pressione. E quello che le posso dire è che il monitoraggio della qualità dell'acqua viene fatta appunto da un'altra struttura di ARPA, i dati sono tutti pubblicati, anche quelli sui nostri portali. E non so se era presente l'altro giorno che il collega del Friuli aveva fatto vedere lo stato di qualità dei corsi d'acqua del Friuli. C'era una mappa in cui c'erano i corsi d'acqua con tutti i colorini giallo, rosso, blu, verde, una cosa analoga c'è per la regione Veneto. E questa classificazione è stata cominciata circa, ormai sono passati quasi 15 anni da quando hanno cominciato a fare questa classificazione, tutto questo nell'ottica di portare la maggior parte dei corpi idrici, di portarli ad uno stato qualitativo buono. Quindi questo monitoraggio non è fine a se stesso, è un monitoraggio che dovrebbe... Cioè, la risposta alla sua domanda non gliela so dare così su due piedi, bisognerebbe andare a confrontare appunto i dati attuali con quelli pregressi, ma secondo me anche già confrontando i dati di questo monitoraggio iniziato 15 anni fa, non sono stati già fatti 2 cicli di monitoraggio, quindi c'è già magari un confronto tra un prima e dopo, sono finalizzati a trovare delle misure di mitigazione e recupero di questi corpi idrici. E quindi è un lavoro che sicuramente porterà, sono fiduciosa, ad un miglioramento della qualità, se non altro ad un monitoraggio che assicuri che ci preservi da un decadimento ulteriore. Questo è quello che le posso dire. Cerco di dare risposte ottimiste. Bene, abbiamo la pausa, ringraziamo Sara Pavan. Volenteroso di questo ormai pluriennale evento, ma purtroppo un piccolo problemino fisico mi ha costretto a tirare pacco, come si dice in veneziano. Buongiorno a tutti, sono Marco Bordin, mi occupo di urbanistica in Comune di Venezia, sono dirigente dell'ufficio di piano e le altre volte abbiamo parlato di questioni molto puntuali, abbiamo parlato del Parco del Marzenego, abbiamo parlato del piano delle acque. Questa volta volevo fare un ragionamento su un concetto un po' più generale, che è quello del rapporto appunto tra l'urbanistica, l'acqua e la città, quindi facendo proprio una sorta di carrellata. Quindi l'acqua è da sempre un elemento vitale per gli insediamenti umani. Oggi
oltre che ad essere una risorsa, è diventata anche un problema, cioè è al centro di questioni legate al rischio idraulico, al cambiamento climatico, alla sostenibilità dei sistemi urbani. E questo piccolo focus voleva fare un po' capire come sta lavorando l'amministrazione comunale in questo senso, cioè che cosa stiamo facendo, che cosa stiamo tentando di fare e come ci stiamo orientando relativamente a questa sfida, che è quella di cercare di utilizzare l'acqua al meglio e di far sì che da problema rimanga solo risorsa. Naturalmente l'urbanistica non è la panacea che risolve tutto, ma le politiche urbanistiche possono in qualche modo dare un contributo a quella che è la possibilità di utilizzare l'acqua e partire dall'acqua per immaginare una città diversa. L'acqua è da sempre ed è sempre stata uno dei motivi per i quali sono nate delle città. Non solo Venezia, che è nata in un ambito lagunare, che è stata costruita sull'acqua, ma anche altre città che hanno utilizzato l'acqua intanto perché fornivano risorse idriche sia per l'uso domestico che per quello agricolo e industriale, perché facilitavano comunque il tema del commercio e dei trasporti, perché offrivano difese naturali in epoca preindustriale e in tutte le epoche precedenti. Alcuni esempi che vedete citati qui dentro, quindi Venezia, sorta su un arcipelago di isole artificiali, città mercantile costruita in simbiosi con l'acqua. Venezia esiste perché c'è l'acqua e ha sempre utilizzato l'acqua come fonte di attività d'ogni genere. Ma anche altri esempi di altre città, non so, Parigi, che comunque ha usato le vie di comunicazione anche di protezione naturale. Un esempio americano che non è più un fiume ma è un lago, il lago Michigan. Chicago, che è costruita sul lago, diventa un crocevia strategico per il commercio, per la navigazione e lo sviluppo industriale in tutto il Midwest americano. Istanbul, Costantinopoli, Bisanzio, dove l'importanza del controllo dell'arteria sui traffici che sono quelli Asia-Europa attraverso i mari che collega, quindi una risorsa fondamentale, una risorsa che ha fatto sì che alcune città nascessero proprio per quel motivo. E nel territorio veneziano invece siamo in un contesto specifico, che è un contesto di un comune densamente urbanizzato che ha 250.000 abitanti, che comprende poi dei contesti diversi, quindi la terraferma, le isole lagunari, il centro storico, l'ambito della laguna vera e propria. Questo territorio si sviluppa in un contesto abbastanza particolare, sia dal punto di vista idraulico che geomorfologico, un contesto molto delicato. È caratterizzato da suoli particolari, torbosi, alluvionali, c'è il tema della subsidenza, ci sono estese aree di bonifica del XX secolo, soprattutto nella terraferma. Se guardiamo tutta la parte, ad esempio, di Fava, Rodese, è tutta area di bonifica, quindi sono terreni che sono stati un po' rubati alla laguna e al mare per diventare poi delle aree sulle quali praticare l'agricoltura, e quindi con presenza di un fitosistema di canali sia dalla parte industriale, quella di Porto Marghera, che destinati poi invece all'irrigazione dei campi, quindi oggi gestiti comunque da un consorzio e da consorzi che fanno questo tipo di operazione, gestendo tutto quello che è la regimazione delle acque finalizzate poi all'irrigazione della parte agricola. E abbiamo poi un'elevata impermeabilizzazione del suolo in tutte le aree urbanizzate. Siamo in un contesto di una città vera e propria, e quindi con tutte le conseguenze che l'edificazione, l'impermeabilizzazione attraverso le asfaltature delle strade, ma anche l'impermeabilizzazione delle aree urbanizzate ha comportato. Oggi oggi è un momento nel quale pensiamo che l'acqua, oltre ad essere una risorsa, quindi dobbiamo garantire l'approvvigionamento idrico sicuro, cioè quindi dobbiamo avere la possibilità di avere acqua di qualità, che è acqua che rimane all'interno poi del circuito, che è quello dell'alimentazione e anche della possibilità
per l'uomo di gestire le proprie attività domestiche, dobbiamo gestire anche il tema delle acque reflue e delle acque piovane in modo molto importante, quindi i sistemi delle rete fognarie e i sistemi di adduzione delle acque ai collettori di scarico, che sono le acque piovani. Però poi abbiamo anche il problema di prevenire contaminazione e inquinamento. Abbiamo l'ambito di Porto Marghera che comunque negli anni ha sversato nelle falde una quantità di inquinanti abbastanza rilevanti, per i quali abbiamo un sito di interesse nazionale e abbiamo la difficoltà a volte anche di capire come riuscire a gestire in modo virtuoso questi sistemi che oggi hanno quanto minimo contenuto tutti quegli sversamenti che invece fino a qualche anno fa avevano reso anche l'ambito lagunare molto inquinato. Oggi invece siamo a una fase di regressione totale di quegli inquinanti proprio per tutti gli interventi che sono stati fatti. Quindi protezione delle falde acquifere e degli ecosistemi connessi, perché naturalmente la laguna è un grande ecosistema che va continuamente e obbligatoriamente tutelato. Quindi le sfide principali sono quelle del rischio idraulico. Il nostro territorio è soggetto ad allagamenti in casi di piogge intense. Abbiamo gli eventi meteorici estremi. Esistevano anche una volta, ma erano in quantità decisamente ridotta rispetto a quello che succede ora. Questi eventi mettono a dura prova tutti i sistemi di drenaggio urbano e la presenza di canali artificiali, fossati e impianti di sollevamento è quindi fondamentale per garantire il primo tema, che è quello della sicurezza idraulica relativamente a questo tema del rischio. Abbiamo anche comunque il tema ancora un po' della subsidenza e dell'innalzamento del livello del mare, quindi subsidenza aggravato nel XX secolo dalle attività industriali a Marghera che pescavano tanta acqua per le attività e quindi grande estrazione di acque sotterranee e di acque di falda, che in alcuni casi ha reso il territorio ancora più vulnerabile alle inondazioni. L'innalzamento del livello del mare, vabbè, quello è una questione molto, molto diffusa, non ce l'abbiamo solo nel nostro territorio, è una questione mondiale, è una questione rilevante, tanto che in alcuni paesi dove questo tema è molto più sentito dal punto di vista del rischio, parlo ad esempio del mondo americano, hanno cominciato a ragionare sulla progettazione in ambito di rischio, cioè progettano e fanno piani regolatori impedendo e inibendo delle parti di sviluppo su tutte le zone costiere, ma con delle distanze molto maggiori rispetto a quelle che c'erano oggi, proprio per evitare che ci siano un domani città nate nella parte o sviluppi di quartieri nati sulla parte affacciata all'acqua che poi potrebbe subire comunque un importante innalzamento. Questo è il trend e quindi bisogna lavorare sui trend. Il tema dell'inquinamento industriale, logicamente Porto Marghera ha generato un pesante inquinamento di acque e di suoli, idrocarburi, metalli pesanti, composti clorurati. Le bonifiche sono ancora in corso e rappresenta una delle sfide ambientali più urgenti e più importanti per la rigenerazione dell'intero ambito. Dal punto di vista invece proprio della città vera e propria, quella dove abitiamo, l'urbanistica moderna ha ormai iniziato da tanto tempo a inserire sia valutazioni che prescrizioni sulle possibilità di sviluppo urbano. La zonizzazione, che al tempo era esclusivamente dedicata a cosa si poteva fare in un'area, oggi è molto più mirata e lavora invece anche su tante limitazioni, cioè ragionando su quello che l'acqua potrebbe favorire o potrebbe sfavorire in determinati tipi di insediamenti. E nella progettazione urbana in particolare tutti i sistemi di drenaggio sostenibile per la gestione delle acque meteoriche, quindi aree verdi drenanti, pavimentazioni permeabili, green street, sono tutti elementi che all'interno di qualsiasi ipotesi di sviluppo che consideriamo nei nostri piani di lottizzazione, nei nostri piani di sviluppo in città, sono diventati elementi cardine, elementi fondativi, cioè la progettazione non può essere, non può trascurare l'elemento acqua, che è uno degli elementi più generatori di rischio in alcuni casi.
Quindi tutto il tema delle opere di mitigazione conseguenti alla possibilità di sviluppare un'area, quindi vasche di laminazione, risezionamenti di canali, individuazione di aree esondabili che servono a contenere, deviare o accumulare l'acqua in caso di eventi atmosferici intensi, sono diventate uno degli elementi che costruiscono il progetto, non che seguono il progetto. Quindi i progetti nascono prima con valutazioni di questo tipo. Il tema delle città permeabili raccoglie un po' tutte quelle che sono queste tecniche e queste possibilità offerte. Il tema della città spugna, cioè di cercare di aumentare il più possibile la capacità del suolo urbano di assorbire l'acqua piovana attraverso cosa? Materiali permeabili, aree verdi che sono necessarie a ridurre il rischio di allagamenti, zone permeabili che quindi permettano di non convogliare quantità importanti di acqua di risulta dagli eventi atmosferici in condotte che a volte non riescono ad assorbirle, quindi un ritorno, la depavimentazione, la rinaturalizzazione anche in ambito urbano diventano elementi fondamentali proprio per gestire qualsiasi tipo di progetto. E il tema delle infrastrutture verdi, cioè quindi strutture che vanno ad integrare la progettazione, parliamo di tetti verdi, di giardini pluviali, di fossi drenanti, ma soprattutto di strade permeabili e strade dove l'assorbimento è aumentato rispetto a quanto fosse possibile con la sola strada asfaltata. Quindi il concetto totale della Green Street, che oltre al tema dell'acqua attenua anche il tema delle isole di calore urbano, che sono un elemento molto forte di attenzione nelle nostre città. Il riuso delle acque, perché abbiamo avuto anche dei periodi siccitosi molto importanti, cioè periodi nei quali mancava l'acqua, siamo sempre agli opposti, o ne abbiamo troppa o ne abbiamo troppo poca. Quindi sistemi che servono a convogliare e a riutilizzare le acque grigie e piovane per irrigazioni e usi tecnici all'interno degli ambiti domestici, quindi recupero delle acque piovane, ma anche grandi vasche di accumulo anche in città che servono poi a gestire il sistema di irrigazione nel momento in cui l'acqua, quella piovana abituale, dovesse venire a mancare. Il tema della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, rendendoli più naturali per migliorare sia drenaggio, eliminando tutte quelle cementificazioni che erano state fatte per convogliarli in determinati alvei, che sono quelli che poi hanno comportato poi l'aumento di velocità dell'acqua stessa in deflusso e alcune volte le facilità di straripamenti perché non trovavano un alveo dedicato. Strumenti che invece a livello legislativo e importante sono stati introdotti nell'arco degli anni per gestire il tema dell'acqua. Partiamo dal PALAV, quindi Piano Generale della Laguna Veneziana, che è quello che ha obbligato tutti gli strumenti urbanistici dei comuni afferenti a un certo ambito di redigere strumenti che garantissero lo sviluppo sostenibile del sistema lagunare, quindi impedendo e lavorando anche sul tema dell'acqua e dell'arrivo dell'acqua in laguna. Il piano generale di bonifica e tutela del territorio, che gestisce il reticolo di scolo, canali, pompe, bacini, prevedendo anche zone allagabili e garantendo la sicurezza idraulica delle aree agricole ma anche delle aree urbanizzate. Il piano delle acque quindi è stato lanciato diciamo come strumento dalla città metropolitana, prima provincia, che è un piano programmatico che definisce quali sono gli interventi necessari, programmandoli anche attraverso delle scadenze precise, per lavorare sui corpi ricettori necessari appunto a fare interventi di manutenzione che servono a mitigare questo rischio di esondazione, di alluvione, di allagamenti. Ma ultimo, ma non meno importante, anzi direi forse più importante di tutti, il piano di gestione del rischio di alluvioni, il PGRA, che ha imposto a qualsiasi tipo di progetto di fare una verifica attraverso dei programmi molto tecnici e molto puntuali per verificare
quali potrebbero essere le aree a rischio alluvione. Quindi se ci sono delle aree dove intervenendo aumenta questo rischio, in quelle aree il piano di gestione dei rischi alluvioni inibisce l'edificazione completamente. Quindi questo tema è un tema, c'è intervenuto recentemente, che però ha dato una spinta molto forte dal punto di vista anche delle possibilità di dire di no a certi tipi di edificazione in aree dove non sono considerate idonee da questo punto di vista. Acqua come spazio pubblico, quindi risorsa per la vivibilità, il paesaggio urbano, un luogo di incontro e bellezza. Vabbè, un po' di proclami non fanno mai male. Ampliamento del Parco di San Giuliano, quindi stiamo affrontando un progetto di ampliamento del parco che implica la bonifica di tutta una parte ai margini del parco già esistente, che aumenta il tema del waterfront in Gronda Lagunare. È un altro progetto molto interessante che va ad aumentare le possibilità già offerte da uno dei parchi urbani più grandi d'Europa affacciati sull'acqua, quello di San Giuliano. Quindi questo tema di ampliamento con una serie di interventi molto onerosi dal punto di vista economico, ma molto interessanti dal punto di vista dell'aumentata fruibilità del waterfront lagunare, è una delle cose che stiamo portando avanti. Il tema della salvaguardia ambientale, ma anche della fruibilità del parco fluviale del Marzenego. Stiamo concludendo l'accordo di programma del parco fluviale, ve l'avevo già raccontato 3 anni fa quando venni là la prima volta. Adesso otteniamo 25, quasi 26 ettari di aree prospicenti e nell'ambito della zona golenale del fiume, dove verrà poi successivamente realizzato un progetto non ancora bozzato, che sarà un progetto sicuramente mirato al tema della biodiversità e dell'aumento del valore ecologico dell'asta fluviale, e riguarderà anche il tema della regimazione idraulica, ma in particolare riguarderà un nuovo parco urbano, un parco fluviale, un parco che dovrà essere accessibile, frequentato e che avrà al suo interno tutta una serie di possibilità. Stiamo lavorando ad esempio molto sul tema dei campi mieliferi, sul tema degli impollinatori, sul tema dei corridoi ecologici che vanno a completare quella che è la rete ecologica già progettata nel nostro piano di assetto del territorio, della quale questo intervento all'interno di un ambito periurbano molto densificato ed abitato creerà un elemento nuovo molto importante e molto interessante, cercando di collegarci poi il più possibile alle zone centrali di Mestre. Poi il tema anche della rigenerazione urbana dei centri attraverso l'acqua. Questo è un intervento che conoscete tutti, è stato all'inizio molto criticato, in realtà è un intervento molto interessante che ha riportato l'acqua in centro città. È un ritrovato rapporto con l'acqua della città, un rapporto che non aveva. Se osservate le parti di città che stanno nella zona di Via Olimpia e in tutte le stradine che adducono a quella zona, sono le parti posteriori degli edifici da affacciare sull'acqua e non i fronti, quindi proprio un rapporto quasi negato che invece con queste ipotesi di restituzione diventa un elemento nuovo, un elemento ricostruito, quindi è una sorta di riconciliazione, chiamiamola così. Quindi prospettive future sul tema della permeabilità, ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli per favorire pavimentazioni drenanti e spazi verdi. Lo stiamo facendo in tante zone, faccio un esempio la piazza di Marghera, ma ci sono elementi molto forti che stiamo portando avanti da questo punto di vista. Il tema della raccolta e del riutilizzo, quindi recupero e riuso di acque meteoriche in ambito urbano e agricolo per usi non potabili, cioè che acqua usiamo per innaffiare le nostre piante, e quindi grandi centri di raccolta e vasche molto importanti realizzati all'interno di tutta la città. Il tema della governance, quindi la coprogettazione, quindi coinvolgere attivamente cittadini e attori locali nelle scelte. In realtà noi facciamo anche un lavoro un po' più puntuale nei nostri uffici, che è quello di coinvolgere i progettisti in ogni singolo progetto, chiamiamolo lottizzazione, chiamiamolo accordo pubblico-privato, chiamiamolo accordo di programma. Cerchiamo sempre di orientare le scelte del progettista
nell'andare in questa direzione, cioè quella dell'impermeabilizzazione il meno possibile, quella dei pavimenti drenanti, quella della piantumazione di tanti alberi, questi elementi che servono comunque a dare una certa virtuosità alla progettazione in senso generale e non solo alla costruzione di un edificio e di una strada di servizio. Il tema di monitoraggio classico per la manutenzione continua e il controllo delle infrastrutture idrauliche, ma soprattutto il tema della sensibilizzazione, cioè perché la cultura della città d'acqua e che usa l'acqua e che si difende dall'acqua passa attraverso la conoscenza e una coscienza ambientale diffusa, che è una coscienza che qualsiasi tipo di intervento oggi deve avere e deve mantenere dal punto di vista proprio etico. Quindi è una sfida importante, concludo, è una sfida interessante, è una sfida anche per il futuro perché coinvolge un territorio fragile, un territorio difficile, soggetto a diverse pressioni, non solo antropiche, e quindi questa integrazione dei vari strumenti che abbiamo visto finora, aggiunta cioè ad una visione di lungo termine e a una capacità di innovazione, perché anche la scienza da questo punto di vista ci aiuta, aiuta la pianificazione urbanistica a una gestione del territorio che sta diventando sempre più sostenibile e va verso questa direzione. Naturalmente norme e regolamenti non sempre ci aiutano al 100%, ma direi che una coscienza acquisita da parte di tutti è il vero aiuto alla città e a chi la vive. Grazie, ho chiuso. Grazie Marco. Di solito chiedo se c'è qualche domanda qui non da studio ma da rifugio. E se nessuno ha qualcosa da chiedere procediamo ringraziando Marco e salutandolo e aspettando che tu venga ovviamente presto al Galassi. Non mancherò. Bene, proseguiamo. Adesso abbiamo il professor Stefano Munarin dello UAV di Venezia, responsabile scientifico del dottorato di ricerca in urbanistica e referente del rettore per lo sport e il welfare, giusto? Molto bene. Ci parlerà di acqua, flora, fauna e strade bianche, la rete idrografica come riferimento di libertà multispecie. A lei la parola. Grazie, grazie dell'invito, prima di tutto al Comune di Venezia, quindi all'assessore, e poi a tutto il CAI che organizza qui al Galassi questa bella iniziativa. Al Galassi sono venuto tante volte, ma insomma sempre bello ad essere qui anche con voi oggi. Il primo compito che avrò oggi è provare a spiegarvi questo titolo, immagino, è un po' criptico forse, un po', perché quando ho pensato a un contributo possibile, c'erano tante possibilità, appunto si potrebbe lavorare su tanti temi, ho provato a proporvi questa riflessione. Adesso vediamo un po' se si vede, se si riesce a... Perché io vedo il mio... vediamo qua, vengono i tecnici, lascio fare i tecnici così non facciamo danni. Un presidente come tecnico è un privilegio non da poco. Grazie. Dicevo, appunto, vi proverò a spiegarvi un po' questo titolo. Ho chiesto di spegnere le luci perché è meglio che guardate le immagini piuttosto che la mia faccia, diciamo che ci siamo visti già in questi giorni. Allora, appunto, io proverò a parlarvi di questa cosa, con alcune premesse brevi, però appunto io sono un urbanista, una parola un po' oggi magari un po' col sospetto, magari quando si parla di sostenibilità, perché sembra che ci occupiamo di città. In realtà mi piace pensare che da urbanisti, pianificatori, chi si occupa di questo tema oggi, insomma, ci occupiamo di come collettivamente cerchiamo di costruire gli ambienti di vita nei quali proviamo a vivere insieme. Questa è un po' la città, il pianificatore. Prova a dire, vabbè, alla fin fine, dove costruiamo cosa, come, per provare a vivere insieme collettivamente. Poi, seconda premessa, appunto, più il mondo va a rotoli, ho già accennato l'altra sera con il Brindisi, ricordate il matrimonio, ecco, io un po' sono fatto così, soprattutto in questo periodo, più il mondo va a rotoli, più sto cercando disperatamente di trovare ciò che
mi fa guardare avanti con fiducia. A volte sono piccoli semini, piccoli segnali, ma dico, beh, cose sulle quali ci si può agganciare. Altrimenti potremmo stare qui all'infinito, no? Dire cosa non va. Forse lo faccio anche perché lavoro in un dipartimento che si chiama di cultura del progetto, cioè io lavoro dentro un ateneo, una scuola, che ha nella progettualità, nella provare a prospettare qualcosa per il futuro, come dire, il proprio DNA. E mi occupo di tante cose, tra le varie cose mi occupo un po' di mobilità attiva, io chiamo così la mobilità, diciamo, ciclopedonale, non mi piace definirla lenta, perché non penso che andare a piedi o in bicicletta siamo necessariamente lenti, perché così sembra che altrimenti, come dire, il PIL nel paese lo produca solo chi va veloce con un SUV nero, ecco, detta molto, Io penso che produciamo PIL anche se andiamo a piedi, andiamo in bicicletta, andiamo con il tram, in autobus, eccetera, eccetera, vaporetto e bla bla bla, okay? Quindi per questo preferisco dire mobilità attiva, che anche vuol dire che fa bene al nostro corpo. Ci dobbiamo muovere, c'è un neuroscienziato che mi piace molto, ha usato questa espressione, dice in fondo l'uomo è un dispositivo cognitivo mobile, cioè è una cosa, ci siamo evoluti muovendoci nel mondo con il nostro corpo. Abbiamo la mente collegata e questa cosa mi piace molto, no? Siamo qualcosa di più di un telefonino, se volete, ma insomma siamo un dispositivo cognitivo mobile. E vi stavo dicendo, mi sto occupando di mobilità attiva e in particolare per una serie di contingenze, anche perché poi la vita è fatta anche così, vieni chiamato a lavorare, a collaborare in una ricerca. Mi sto domandando come la rete minore possa aiutarci a ridurre la dipendenza dall'automobile, che ormai è diventata proprio una dipendenza tipo la droga, l'automobile è diventata una cosa alla quale non riusciamo a fare a meno, farci muovere in maniera più sostenibile creando nuovi paesaggi multispecie. Ho fatto queste riflessioni, adesso una carrellata, collaborando a tante attività. 3 anni fa ho avuto il privilegio di collaborare con un piccolo gruppo di lavoro per conto del Ministero delle Infrastrutture al piano generale della mobilità ciclistica urbana e extraurbana. Più di recente, così capite anche un po' perché sono qui, insomma sono anche delegato allo sport. Mi sono occupato di come fare sport oltre agli impianti sia un modo che fa bene alla città, cioè mi fascina il fatto che facciamo molte attività sportive anche fuori dagli impianti sportivi, camminiamo, corriamo, pedaliamo, chi va veloce, chi va piano, chi va con i bastoncini, chi va a far jogging, insomma, no, nei parchi, adesso abbiamo citato noi parchi come spazio pubblico dove di fatto facciamo anche attività sportive, nel senso non agonistiche ma ludico-sportive. E mi interessa come questo faccia bene alla città, per esempio la rende vissuta, la rende sicura, la rende un luogo più positivo, perché queste attività le facciamo solo laddove il luogo è bello, non andiamo a fare jogging in tangenziale, per capirci, no? A meno che non siamo proprio dei masochisti, andiamo a fare sport, jogging o nordic walking, insomma, o qualsiasi altra cosa, in posti che ci sembrano interessanti. Ho scritto alcune cose in vari testi, ma vi li segnalo solo nel caso qualcuno di voi sia così masochista appunto da volerne sapere di più, vi segnalerò i testi dove ho provato a chiarire queste cose. In particolare, oggi sto collaborando a una ricerca nazionale, una ricerca PRIN, si dice, Programma di ricerca di interesse nazionale, e stiamo lavorando sul contesto dell'Alto Vicentino, cioè territorio, per capirci, tra Valdagno, Schio, Tiene, Bassano e poi insomma Montebelluna, eccetera, perché con questi comuni erano interessati appunto a capire come si potrebbe ridurre la dipendenza dall'automobile immaginando una rete ciclabile più interessante. Allora mi interessa riflettere su come la rete minore possa aiutarci a creare nuovi paesaggi multispecie, adesso un po' alla volta, in particolare nei territori a bassa densità insediativa. Ad esempio nella pianura veneta, appunto al nord-est, i luoghi dove molti di noi abitano. Prima la nostra collega dell'ARPAV diceva Porto Tolle, eccetera. Proprio bassa, però insomma non tutti abitiamo appunto nei grandi città dense, abitiamo in molti modi diversi. Abitiamo in questo territorio qui, per esempio, questa è una vecchia mappa di qualche anno fa ormai, ma insomma più o meno abitiamo in questa strana multipoli, io la chiamo così, non è neanche una metropoli, nel senso che non c'è una città madre qui, neanche Venezia, no? Nel senso che se appena mi allontano di qualche metro, no, aspetta un momento, io mi so di Miran o mi so di Porto Tolle, io sono di Bassano, no? Non c'è una città che ha prodotto tutto questo. Molti nuclei che hanno contribuito a formare questa
curiosa, particolare, né bella né brutta, né positiva né negativa, le città del mondo hanno diverse forme, la nostra ha questa qui. Quindi abitiamo in situazioni di questo tipo, questo è il centro di Vicenza, ma sappiamo tutti che abitiamo anche più o meno così, in tanti piccoli nuclei, case sparse, borghi, chiamateli come paesi, frazioni, insomma, chiamateli come volete. Questo è un pezzo della centuriazione, insomma, zona Santa Maria di Sala, Borgorica, per capirci. In questo contesto ciò che a me interessa è che questi anni lo sto riesplorando, perché già 25 anni fa, 30, ho pubblicato un libro, dopo arriverà un po' la copertina, insomma è da tanti anni che lavoro su questo territorio perché ci sono nato, tra l'altro, e mi incuriosisce proprio la sua forma, come abitiamo in modo del tutto particolare. È un territorio particolare perché se noi prendiamo una mappa e chiediamo a uno, fammi una mappa stradale, ne viene fuori più o meno questa è la mappa del Touring Club che tutti avevamo in automobile fino a qualche anno fa. Dopo quei GPS, come dire, queste mappe si sono ingiallite, sono rimaste un po' di dietro, non ci servono quasi più, no? Ma questa era la mappa, si chiama carta stradale in Italia, no? Però se uno la guarda un po' bene, si rende conto che in questa mappa sono segnate solo le autostrade. Nel senso che non solo quelle nere o quelle rosse, ma anche quelle gialle, segnate qui, sono strade dove andiamo con l'automobile. Ormai sono strade che hanno la forma determinata dall'uso automobilistico. Nessuno di noi sognerebbe di andare a pedalare o a camminare lungo una strada statale. Non è vietato. L'ho pagata anch'io con le mie tasse. Ma appunto da suicidio. Okay. E questa è strana, però è una strana cosa, dal mio punto di vista anche molto grave, nel senso che negli ultimi 50 anni abbiamo trasformato le strade in autostrade, adeguate all'automobile, per i raggi di curvatura, la larghezza, i guardrail, tutto quello che volete, le rotatorie sappiamo quanto bene fanno a chi va in automobile e quanto male facciano a chi va a piedi o in bicicletta, male nel senso che per andare dall'altra parte devo fare il giro. Per esempio devo sapere i codici della strada, cioè fanno sì che i nostri figli devono imparare il codice della strada prima di imparare la Costituzione. Faccio una cosa sulla quale ogni tanto bisognerebbe riflettere. Non sto dicendo che è sbagliato, sto dicendo che è una condizione di vita. Però ecco, ripeto, questa sembra la carta delle strade, però io ormai qualche decennio fa, quando ancora si disegnava a mano con le carte, ho provato a disegnare tutte le strade, tutti i luoghi dove io potevo mettere i miei piedi senza chiedere permesso a nessuno, leggendo, stratificando le tavolette IGM. Okay. Ne viene fuori questa mappa qui. Questa era, ed è in parte ancora oggi, la rete stradale nella nostra regione. Perché piene di strade bianche, Cararecci, Trosi, Argini, tutte quelle cose minori, che per fortuna non tutte sono state appunto, non sono tutte diventate automobilistiche ancora. Quindi è una rete molto più fitta, dove qui trovo delle macchie bianche, dentro lì trovo invece una rete molto più fitta. Se ci aggiungo i corsi d'acqua, e qui oggi stiamo parlando di corsi d'acqua, trovo questa mappa qui. Io qua ho tutti i fossi, capezzaglie, canali, canaline, no? Tutta questa cosa qui. Adesso non ditemi, lì ne manca uno, sì certo, forse ne manca uno. Vedete, questo è un quadrato, scusate, a un certo punto manca un rettangolo, mancava il dato, ma no? Non è che... Questo per dire quanto fitto, articolato sia appunto le reti minori nel nostro territorio. Questo è un lavoro ancora che ho fatto io con la mia manina 30 anni fa, ormai ridisegnando una tavoletta IGM, la tavoletta Noale sta lì in basso a destra, quella che vedete, questi sono i centri nuclei e case sparse, per dire che abitavamo e abitiamo in molti punti. Noale quasi non si notava dal punto di vista fino a qualche decennio fa. Nel Veneto abbiamo imparato ad abitare nelle lottizzazioni negli ultimi 50 anni. Prima abitavamo case sparse, nuclei, cose così. Mulini lungo i fiumi, cose così. Queste sono le abitazioni, gli edifici lungo tutte le strade. Quelli in alto sono le strade e quelli qui a destra erano, tavoletta del 68, la rete dei fossi, cioè dei corsi d'acqua, scusate, acqua, di tutte le sue, dal Marzenego fino al più piccolo fossetto, no? Questo per dire quanto abbiamo lavorato, abitiamo in un territorio lavorato minutamente, no? Quando diciamo rete minore, dovremmo domandarci anche minore, ma in che senso? È una rete minore perché ogni singolo pezzo è piccolo,
ma è maggiore perché è tantissima. È questa rete minore che di fatto costituisce, potremmo dire, la struttura del territorio, ciò che tiene insieme, ciò che tiene vivo questo territorio. D'altronde lo sappiamo, insomma, è cominciato 2000 anni fa i Romani come minimo, dopo sono arrivati tanti altri personaggi, e a creare questo territorio, appunto, questo supporto incredibilmente fit. Ecco, questo disegno che vi mostro e che ha sgranato, perché mi scuso perché appunto è un disegno ormai di 25 anni fa, 30 anni fa, lo trovate eventualmente pubblicato in questo libro, che ho scritto, fatto con Maria Chiara Tosi, che è seduta lì dietro ormai 30 anni fa, ma ve lo segnalo perché tanto è fuori catalogo, non è pubblicità, nel senso che non si può nemmeno più comprare. Quindi dicevo, quello mi interessa che abitiamo qui in questo territorio dove che racconti cose che molti più esperti di me, no, sanno. Abitiamo in un territorio spugna, nella bassa pianura, abitiamo in territorio appunto dove la rete idrografica è molto articolata, dall'alto in basso, adesso non dico che mi sto qui appunto. Quello che a me interessa, e provo ad andare al punto più rapidamente, è che credendo anche nell'esperienza diretta come forma di conoscenza, scusate questo piccolo appunto, ma è una cosa con la quale insisto sempre con gli studenti, cioè noi abbiamo a disposizione oggi per fortuna tantissimi dati, la nostra collega di ARPAV stamattina ci ha mostrato per fortuna quanti dati abbiamo a disposizione, no? E però dico sempre ai studenti, dobbiamo riuscire sempre di più a tenere insieme la capacità di elaborare, di considerare, di riflettere su questa quantità di dati che per noi sono di seconda mano. Per me da urbanista, quando guardo i suoi dati, prendo dati che sono appunto, non sono miei, sono qualcun altro. ARPAV, piuttosto che il consorzio, piuttosto che tutti quelli che abbiamo, di cui stiamo partecipando qui oggi. Però mi interessa anche riconoscere l'importanza dell'esperienza diretta, soprattutto perché si occupa di paesaggio, territorio, città, come progetto, come ne occupo io. E quindi tornare a pedalare sempre più spesso o camminare, e mettendo nuovamente in dialogo appunto una lettura dall'alto con una lettura, diciamo, da terra. E quello che mi interessa notare è che negli ultimi anni è sempre più potente una sorta di processo di riscoperta e condivisione collettiva di questa rete minore. Anche prima del Covid, il Covid certo a un certo punto ha dato un'accelerato a questo processo, ma anche prima del Covid la gente aveva cominciato ad andare, a camminare, a pedalare, a voler scoprire. Definirei questo processo un processo quasi di oggi abbiamo in questi giorni spesso usato il termine monitoraggio, no? Dobbiamo monitorare. A me sembra quasi che molte persone che pedalano, camminano, stiano facendo una sorta di monitoraggio civico, lo chiamerei così, no? Un monitoraggio che non è fatto con strumenti scientifici, diciamo, è un monitoraggio però fatto che porta alla conoscenza collettiva questi fenomeni. Veramente magari qualche volta un monitoraggio civico che, come dire, stavo dicendo, ci rompe le balle, nel senso che dopo diventa solo protesta, oppure no, vorrebbe qualcosa che non si può fare. Però è interessante perché è un monitoraggio appunto di chi abita quel territorio e attraversandolo lo porta all'attenzione, no? Dalle aree di bonifica come questa, qui siamo appunto nelle aree di bonifica, fino all'alta pianura con i corsi d'acqua. A me questa cosa ha cominciato ad affascinare molto, a vedere come i miei concittadini stanno sempre più spesso attraversando questo territorio, una cosa che non si faceva 20 o 30 anni fa. Vi posso assicurare, io sono nato e cresciuto in questo territorio, quando andavo, quelle che adesso è l'Oasi Licaena, adesso non posso, ci andavo, sono stato uno di quelli che ha rotto le scatole per primo perché diventasse Oasi, ma ci andavo 30 anni, 40 anni fa, 45. Vabbè, lasciamo perdere. Ero un ragazzino di 15 anni e so che rompevo le scatole ai cacciatori, perché gli unici che andavano in quel territorio erano i cacciatori. I miei concittadini non sapevano cosa ci fosse dentro quella ex cava d'argilla e le uniche prospettive erano o che diventasse area di caccia, piena di piombo, o che ci fosse qualcuno interessato a farlo diventare un deposito di rifiuti solidi urbani. Queste erano due. E invece proprio andandoci, mostrandole quanto bella è. Ho fatto una mostra nel mio paese, avevo 15 anni, di quanta bellezza c'era lì dentro. Quella oggi, non per merito mio, ma per merito di un progressivo interesse, no, sociale, è diventata l'Oasi Licaena e anche una vasca di laminazione. Adesso però, insomma, quello che mi interessa è proprio questa cosa. Ho notato che tante persone, in modi più diversi, adesso vado rapido perché è inutile che vi tedio, hanno riportato l'attenzione. Abbiamo cominciato a riconoscere che siamo una regione che è nata, non solo Venezia, come ci ricordava prima Marco, ma in fondo tutta questa regione, no? Abbiamo i piedi profondamente inseriti nell'acqua, in tutte le sue forme,
anche con grandi argini. Questo è il caso del Marzenego e l'Ose licaena di cui vi parlavo prima. A me ha commosso vedere come dopo 30 anni le persone, proprio potendo percorrere questo argine, hanno riscoperto questo luogo. Gli alberi che vedete a sinistra sono proprio gli alberi dell'Oasi, che il Consorzio di Bonifica ha fatto anche, giusto, correggetemi se sbaglio, ma ha fatto diventare anche un'importante vasca di laminazione, anche interessante dal punto di vista del monitoraggio dei sedimenti, giusto, degli inquinanti, insomma tutta una serie di cose di cui io, come dire, è competenza di altri. Però mi interessa perché, come vi dicevo, io questa è una fotografia appunto del Marzenego, è il paese dove io ho abitato per 30 anni. 30 anni fa non sarebbe stato possibile. Quel luogo era sconosciuto, nessuno sapeva quanto bello anche fosse. Questo fiume e l'area ex cava di argilla adiacente. Qui siamo addirittura lungo l'idrovia, no? Invece sembra di essere un canale, insomma, posso dire, un canale in Francia, in vacanza. No, siamo nell'idrovia Padova-Marghera, diciamo. Sì, oppure qua avreste visto altri, ma nei 30 anni, 40 anni, 50 anni, per esempio, anche gli alberi sono cresciuti molto rapidamente, no? Le siepi, gli alberi, la vegetazione ripariale. Qui siamo lungo il Tergola, a me piace tantissimo, io qui stavo pedalando, ovviamente avrei potuto scampanellare via. No, mi piaceva invece vedere tutte queste persone davanti a me che con calma stavano camminando, passeggiando lungo questo fiume. Anche questo, sono fiumi bellissimi, possiamo dire. Ce li abbiamo dietro casa. Sì, certo, di risorgiva. Infatti sono più belli, che sono curvilinei, insomma, sono tutti... E vado più veloce, scusatemi un po' se ogni tanto apro delle parentesi. Questo è il gruppo di un'associazione che si chiama Battemo il Troso. Questa è una di quelle associazioni che rompe le scatole, potremmo dire. Battemo il Troso, che in dialetto vuol dire, aiutatemi, calpestiamo il sentiero, adesso detta così, Però qual è il senso? Dopo ci arrivo, no? Ma questi sentieri stanno in piedi solo finché noi li camminiamo, in qualche modo. E lo fanno per rivendicare la possibilità, l'uso civico quantomeno di queste rive. Non entro nel dibattito, sono private, sono pubbliche, ma la possibilità di passarci, di farne un uso collettivo e civico, di considerarli beni comuni in qualche modo. Okay? Questa è la mappa che loro hanno fatto di tutti i fiumi di risorgiva, provando appunto a mapparli. Questa è un'operazione interessantissima dal punto di vista. Certo, è compito anche degli enti, dei preposti, ma è anche molto interessante che invece delle persone, dei cittadini, lavorino a questo lavoro. E questa cosa mi interessa perché anche nei social vedo come con molti colleghi ci scambiamo informazioni sulle reti minori. Guarda che bello di qua, guarda che bello di là, guarda che si può passare di là, io non lo sapevo. E questa cosa sta diventando appunto una forma di condivisione che potrei dire, tanto che alcuni luoghi nella nostra regione sono diventati parco anche prima di diventarlo dal punto di vista normativo. Cioè sono rivendicati come parco. Adesso questo è il caso dei Colli Euganei, sono anche parco, ma ci sono molti luoghi che, parco del Sile, no? Cioè la gente di fatto lo considera tale, anche se ufficialmente ancora non lo è. Lo stanno diventando in alcuni casi, il parco del Marzenego, no? Ci abbiamo citato prima. Però insomma a me sembra interessante proprio anche questa forma di condivisioni. Ogni tanto i social fanno anche del bene, io sostengo fortemente questo, io sono uno, come dice mio figlio, sei sempre su Facebook, non è vero, perché lui è su Instagram, io sono su Facebook, sapete che ormai i boomers sono su Facebook, purtroppo così, me ne sto facendo una ragione, però in realtà quello che mi interessa è che ci scambiamo, se uno setaccia un po' e lascia perdere le sciocchezze, no? Mi piace questo fatto che stiamo considerando, scoprendo il territorio anche attraverso queste forme di condivisione. Vi dicevo, ho usato giusto per dare a Cesare quel che dice, certi termini che ho usato, tipo labirinto di libertà, è un termine che riprendo da questo naturalista inglese, che ha scritto questo bel libro, si intitola Le antiche vie, dove lui dice le strade minori sono labirinti di libertà. È bellissima questa espressione, perché nella nostra cultura associamo il termine labirinto alla prigione in qualche modo, no? Quando entrano nel labirinto sono... Invece pensare che un labirinto è quel luogo dove io non ho una gerarchia, le strade minori sono così, non c'è scritto vai di qua, vai di là, vietato di qua, vietato di là, è un labirinto, tu ti muovi e può essere considerato un labirinto di libertà piuttosto che di costrizione, no?
dove collettivamente decidiamo dove andare, vado di qua, che è un po' anche Venezia, scusate, ultima, quando sono a Piazzale Roma o dico andiamo a Rialto, ognuno di noi farebbe 3 strade diverse. Io sicuramente, se non è lunedì, passo da Tonolo. Se è lunedì dico, vabbè dai, inutile andare di là, passo di qua. Scusate, no? Se è carnevale vado da, come si chiama l'altra pasticceria? L'unica pasticceria a Venezia che fa le frittelle con la panna montata. Non vi dico quale perché sennò dopo rimango senza, ma no, cioè Venezia è un po' questa cosa qui. Non c'è una gerarchia, c'è un labirinto di libertà. Allora, a me piace questa espressione, mi piace che sono luoghi che rimangono vivi fin quando noi li teniamo vivi, che sono un po' come i sentieri di montagna, che è vero che vengono mantenuti, c'è un duro lavoro dei soci del CAE tenerli vivi, però un sentiero lo sappiamo che è camminabile solo finché lo camminiamo. Adesso scusate, vado più veloce alla conclusione. Ho ancora 5 minuti? Quello che mi interessa da progettista però è anche che questa riscoperta e condivisione sta portando ad interessanti innovazioni anche nel progetto e nelle opere di questi percorsi. Cioè, vi mostro alcuni buoni esempi, qui siamo vicino a Forte Mezzacapo, Mestre, e vi mostro alcune opere di percorsi che io non amo, anzi, non definiscono mai piste ciclabili. Quando uno studente mi dice professore sto progettando una pista ciclabile, lo guardo un po' così, gli dico no, la pista è Monza, Imola, quella roba lì. Stiamo progettando dei luoghi dove si possa camminare, pedalare, condividere con gli altri. E quello che mi interessa è che negli anni recenti, sulla spinta anche della riscoperta di queste reti minori, si sta progettando in maniera diversa questi supporti, diciamo, reti minori. Questo è per esempio un bellissimo percorso, scusate, no, questo qui, vicino a Forte Mezzacapo, a Mestre, progettato, non so esattamente neanche, penso ai nostri uffici tecnici, ma io considero cioè, l'ufficio diretto, posso dire così, da Roberto Di Bussolo, dopo tu mi dirai bene chi sono i capi, ma insomma un ufficio con dei tecnici molto bravi che in questi anni stanno facendo un bellissimo lavoro. Guardate questo percorso qui, forse 20 o 30 anni fa avremmo tagliato gli alberi, tombato il fosso, costruito la pista ciclabile a ridosso, cordolo in cemento, asfalto, e quella sarebbe stata la pista ciclabile. Qualcuno, io non so chi, però ha pensato qui che dobbiamo tenerlo quel fosso, dobbiamo tenere quegli alberi, dobbiamo spostarci, certo che costa un po' di più, forse avremmo dovuto espropriare, non so bene, no? Dobbiamo costruire un percorso che non è in asfalto, magari stiamo cercando quale può essere una soluzione per il fondo che sia sostenibile. Anche qui non mi interessa dire questo è il migliore modo, sto dicendo che c'è ricerca, c'è progetto, ci sono tentativi nuovi. Abbiamo rifatto uno piccolo scolo lì e abbiamo messo gli alberi dal lato giusto. Non c'è, ma hanno fatto questo lavoro. Allora se io vado in giro, qui scusate ancora altri esempi del Comune di Venezia, perché questo ufficio sta lavorando molto bene, io non sono dipendente del Comune di Venezia, ma vedo delle cose ben fatte. Guardate questo percorso, qui siamo vicino al Forte Carpenedo, tenuto il fosso, piantato un filare di carpini, visto che siamo il comune quartiere di Carpenedo, un percorso in ghiaia, terra battuta molto bello, senza cordoli, mi piace questa cosa, ogni tanto l'erba, una bellissima siepe che immagino si riempie di bacche per gli uccelli, e di là la campagna, il campo. No? 30 anni fa non avremmo fatto questa cosa, avremmo fatto ancora una volta probabilmente una pista chiudendo il fosso, eccetera. Allora adesso vado, scusami, è anche illuminato, però ecco, vedete questa cosa? È un percorso urbano o non urbano, del tempo libero per andare a casa a scuola. A me piace questa cosa, che qui si sta anche cercando di fare un percorso che sia, lasciatemi dire, ibrido, cioè non c'è scritto questo serve per andare a lavoro, questo serve per andare a casa a scuola. È un tentativo. Adesso vado più veloce, ve ne mostro alcuni altri. Mi interessa questi tentativi che si stanno facendo sugli argini, dopo, non sto dicendo che bisogna farlo su tutti gli argini, ma mi interessa vedere come si sta riscoprendo molti argini, il Dese, il Marzenego, il Sile ovviamente, e potrei andare avanti, dove per esempio stanno scomparendo, io sono felice di questo, poi magari i miei colleghi mi diranno, stanno scomparendo quelle che io definisco le staccionate finto western, vedete quelli di legno, che mi sembrano sempre quelle dove una volta si legava il cavallo, finalmente stanno scomparendo quelle, e dove è necessario, se è necessario, per esempio qui ho visto stanno provando a piantare delle siepi, qui erano appena piantate, non so bene come saranno, se saranno giusto, però ripeto, si sta provando a lavorare in maniera diversa. Questo è un bellissimo intervento su una vasca di laminazione al quartiere Mattuglie, Gazzera, ma ovviamente anche altri casi
quinto di Treviso, dopo 50 anni di aver rivolto le spalle all'acqua, un comune che era nato sull'acqua perché ci sono i mulini, ha riscoperto il suo rapporto con l'acqua attraverso questi nuovi interventi. Vado veloce perché sennò adesso interventi anche più grossi, no? Qui siamo nell'area del Sile dove oltre al percorso sull'acqua sono stati necessari interventi più grossi, o rapidissimamente alcuni interventi anche interessanti, per esempio questo siamo a Dolo, dove dovendo fare una pista ciclabile che unisse questa frazione con questa, non hanno costruito una strada lungo la strada, una pista lungo la strada, ma un percorso a 50 metri diciamo, eccola qui, vedete la strada con gli alberi è rimasta lì, se si fosse dovuta fare la ciclabile lì avrebbero dovuto tagliare tutti gli alberi, per esempio, allargare la strada, si è scelto, non so chi, anche qui io guardo, osservo e poi e si è spostati oltre il campo, vicino al fosso alberato, con un percorso anche qui tutto da valutare, ma insomma che trovo interessante. Qui siamo invece a Preganziol, dove per andare da questa frazione a questa e alla stazione ferroviaria che trovate qui a San Trovaso, si vede il cursore? No, non si vede. Scusate, allora per andare da questa frazione a questa e alla stazione ferroviaria che c'è qui, certo c'è la ciclabile sul terraglio, ma piuttosto di pedalare ogni giorno sul terraglio hanno fatto un percorso ciclabile qui in campagna, mantenendo il fondo in terra battuta, ma costruendo due piccoli ponti asfaltati per i trattori che devono andare da un campo all'altro, altrimenti il trattore avrebbe distrutto tutto. E io trovo molto anche questo molto interessante, anche qui vedete il fosso che rimane fosso con il salice e quello che c'è, la pavimentazione fin dove serve ma poi diventa terra battuta e via di seguito. Io vado veloce per andare veramente verso le conclusioni con questo schema. Allora, quello che mi interessa, spero che si capisca, immaginate che questo sia un piccolo schema di i paesi dove abitiamo, dove avevamo le fabbriche, in questi quadrati grigi, la rete minore, quindi strade bianche, Cararecce, piccole strade anche di vicinato, asfaltate o non asfaltate, e così. Ma se noi ci aggiungiamo anche la rete, i canali, fossi, scoline che abbiamo, potremmo cominciare ad arricchirla, cioè se la disegniamo. Allora forse possiamo pensare che il nostro intervento per connettere tutta questa cosa e migliorare il nostro modo di andare a piedi in bicicletta possa essere, anzi, ci ricordiamo che spesso lungo queste strade, questi fossi, abbiamo una buona anche presenza di vegetazione, è un altro elemento di qualità, e allora forse quello che dobbiamo fare spesso è, completare questa rete, fare una sorta di rammendo, e magari questa cosa ci potrebbe aiutare a raggiungere molti nuovi spazi del lavoro, della scuola, del tempo libero, i nostri paesi, i nostri centri. Aggiungendo un po' di vegetazione potremo avere alla fine appunto un sistema che, quello che vi proponevo di definire, è un sistema minore multispecie, nel senso che serve a noi per andare a piedi in bicicletta, serve agli animali per muoversi lungo le siepi, perché sappiamo essere dei fondamentali elementi di corridoi di biodiversità, e all'acqua per funzionare nel miglior modo possibile, sia per andare, sia per essere trattenuta. Ecco, quindi questa rete minore, che è minore solo se la consideriamo ogni singolo elemento, ma è enorme se considerata nel suo insieme, diventa un'occasione per un progetto che a mio modo di vedere può essere un bel progetto perché insieme mobilità, ma paesaggio, ambiente, un progetto complessivo per provare a vivere insieme in una prospettiva multispecie. Un progetto di territorio che ha bisogno di un approccio interdisciplinare, qui vado veramente a finire, 2 minuti e ho finito, perché se io vi mostro appunto anche questa fotografia qui, uno potrebbe dire cosa stiamo vedendo qua? Stiamo vedendo una persona che cammina o va a pedala lungo una pista ciclabile, perché in realtà stiamo vedendo anche un corso d'acqua, ma in realtà stiamo vedendo anche degli alberi e una vegetazione molto fitta, molto importante all'interno della pianura veneta. Cioè stiamo vedendo un paesaggio che possiamo osservare da più punti di vista, no? Anche questo è una fotografia che ho scattato l'inverno scorso, pedalando con appunto la famiglia e il figlio. Ero qui e dicevo, che bello, questo è il Mar Zenego, e mi chiedevo, ma è giusto andare lì a piedi in bicicletta? Bah, anche no a volte, no? Nel senso che non è che dobbiamo trasformare tutto in... però guardavo questa riva e dicevo, guarda che bello questo luogo di acqua e prato con quegli alberi sul fondo. Allora, quello che mi interessa, è proprio la conclusione, è che questo progetto di paesaggio che vi ho provato ad accennare ha bisogno di un approccio interdisciplinare, ma d'altronde io mi occupo di una disciplina, l'urbanistica, che proprio sull'interdisciplinarità si è fondata.
corso dell'Ottocento, l'urbanistica è nata, diciamo così, a radici nell'Ottocento, quando diversi campi del sapere hanno provato a occuparsi dei problemi posti dalla città di allora. Inquinamento, inurbamento, scarsa igiene, colera, tutti quei problemi. E si sono messi insieme tanti saperi. La cosa che mi sembra interessante è che proprio anche ascoltandovi in questi giorni, ho pensato che proprio stiamo, a partire dai temi posti al cambiamento climatico, no? E dell'acqua, stiamo provando a immaginare che sia bisogno appunto di nuovi confronti, no? e nuove relazioni tra saperi, nuove forme di collaborazione. Questa mi sembra la cosa anche più bella, insomma, di questi giorni. Con una battuta mi sono detto, e qui veramente chiudo, in fondo noi qui potremmo già fondare una specie di corso di studi, perché c'è tutto. Ci sono degli urbanisti, degli ingegneri idraulici, sono i botanici, ieri ci hanno portato una quantità di saperi, adesso non saprei ricordarmi nemmeno tutti. Mi sono detto, è interessante questa cosa, perché intorno all'acqua si sta formando, e intorno ai problemi posti all'acqua, ma anche l'opportunità poste all'acqua, sta formando appunto nuovi saperi, si stanno riunendo nuovi saperi che possono formare nuovi modi di vedere il mondo. Ecco. E questo a me piace, perché anche se è un problema quello che stiamo affrontando, però è molto bello il fatto che ci ritroviamo insieme, e almeno dal punto di vista scientifico e culturale questa cosa è molto, molto bella. Grazie, fine. Grazie professore. Non so se qualcuno aveva qualche tema da proporre, se no procediamo, accendiamo anche la luce, grazie. Sì. Bellissima presentazione, l'ho saccheggiata, ho fatto un sacco di fotografie per riveditarla. Ho una domanda su uno dei grandi problemi, non ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, è la crisi della biodiversità, no? Stiamo andando verso la sesta estinzione molto rapidamente, con poca consapevolezza. Una delle cause è l'inquinamento, una delle altre cause è la frammentazione del territorio. Perché con queste buone pratiche che ci ha illustrato, avete verificato un ritorno di specie? Adesso immagino non sia monitorato scientificamente, ma come percezione c'è un cambio anche sulle specie non domestiche? Circolano di più, così si può dire? Allora, io non ho dati scientifici da questo punto di vista perché mi occupo di altro, ma mi sembra di aver capire di sì da quello che mi dicono gli esperti e da quello anche che si può vedere in città, no? Nella nostra città, non so, ormai anche a Mestre troviamo scoiattoli, troviamo lepri, troviamo appunto fagiani, troviamo, insomma, per non parlare dell'avifauna, no? Per non parlare dell'avifauna e non parlare della fauna minore, che magari alla quale diamo meno importanza, ma c'è. E io penso che proprio nel territorio veneto, in questa strana metropoli, che per me è appunto una unica grande metropoli, no? Che ha tanti difetti, perché ce lo diciamo sempre, no? Problemi di mobilità, problemi di governo, però ha anche delle potenzialità molto interessanti. Per esempio, possiamo costruire una rete biologica molto interessante. I corridoi ecologici che a Milano non puoi fare, o a Roma non puoi fare, a Manhattan non puoi fare, da noi sono una cosa che potremmo diventare una delle capitali mondiali della, come posso dire, della sperimentazione, esatto, della sperimentazione, non tanto dei polmoni, no? Del parco, nel senso del grande parco, che magari per noi il parco sono le Alpi, sono le montagne, c'è il Montello, i Colli Ugani, che ne so adesso, no, quelli sono i grandi parchi. Ma in realtà noi abbiamo questa potenzialità di una ramificazione, di una pervasività di questa rete che è acqua e verde, sulla quale possiamo anche camminare e pedalare, questa è la mia proposta, insomma. Non dappertutto, voglio tenere tranquilli i miei amici del consorzio, non sto dicendo che tutti i corsi d'acqua dobbiamo appunto pavimentarli, anche lì sta dicendo che è una prospettiva di lavoro comune per domandarci tutti assieme dove, come, dove sì, dove no, fino a che punto e in che modo. Però credo che sia una cosa molto bella, mi piacerebbe lavorare con chi... certo, anzi non sai quante volte noi che andiamo in bicicletta diciamo basterebbe solo uno sfalcio, no? Però basterebbe anche appunto delle pratiche sociali, però voglio dire, a me interessa anche il fatto che solleva delle questioni. Il caso del Marzenego, Osellino, scusatemi, dell'Osellino dal parco, no, l'Osellino nel senso Parco San Giuliano Bazera, no? È chiaro che da anni prima nessuno ci andava lì. I mestrini non sapevano di potersi affacciare sulla laguna, oltre al parco San Giuliano, ma diciamo di poter mettere i piedi
sull'acqua della laguna. A Mestre non sapevamo questa cosa fino a 20 anni fa. Beh, quando si sono resi conto che potevano andare sull'argine dell'Osellino, cioè che è l'ultimo pezzo del Marzenego, all'inizio andavamo sull'erba alta, faticosamente, poi l'erba sempre più bassa perché se la gente cammina diventa terra, adesso è in atto un lavoro insomma, molto molto grosso, anche rilevante di sistemazione degli argini. È chiaro che lì bisogna valutare tutti assieme fino a dove, fino a quanto, però mi sembra una delle strategie verso cui andare e pensare che andarci le persone possa essere però anche un modo per tenerli vivi e portarli all'attenzione di tutti, non so come dire, e quindi protetti, tutta la... Scusami. Un esempio virtuoso è quello del vernise, dell'intervento che è stato fatto sul vernise, che contestualmente, diciamo, all'allargamento del corso d'acqua per dare appunto ambientale al corso d'acqua, è stata creata anche con il comune una greenway in cui non è stato fatto un fondo, ma è stata lasciata la capezzagna così com'è, è stata solamente espropriata in modo tale da dare la possibilità di fruire. E sul tema della biodiversità, uno dei quaderni che abbiamo esposto riguarda quello sulle farfalle, appunto sul monitoraggio delle farfalle, riguarda proprio quel tratto, quindi un tratto che è stato riqualificato da un punto di vista ambientale, ma è stato dato anche una possibilità di fruizione e come via appunto accessibile a tutti. E nonostante appunto ci sia la presenza di viabilità, diciamo, attiva, come dici te, abbiamo notato che comunque c'è un aumento di biodiversità e c'è stato proprio perché abbiamo riqualificato quell'ambiente. Consorzio Bonifica Acque Risorgive è una delle grandi risorse che abbiamo. Prendetevi i materiali lì perché fanno dei progetti bellissimi. Grazie professore ancora. Grazie. Allora, mentre invito Andrea Securo, giusto? Che anticipa un po' il suo intervento rispetto al pomeriggio, vi do anche un'informazione tecnica: per le 12:15 dobbiamo essere a tavola per esigenze di cucina, quindi abbiamo questi temi, ci facciamo una ragione anche di questo. E al professor Munarin, spero che abbia già percorso la nuova Cassabbioni Portegrandi che stiamo finendo anche come città metropolitana. Lo so, però noi ci stiamo lavorando e farlo non è così semplice, perché fare i ponti e le passerelle costa e bisogna farle bene. Comunque mi sembra che sia già molto frequentata e operativa, ed è un bel passo, perché tra l'altro abbiamo aperto anche quella sul Marzenego poche settimane fa, che porta fino a Campalto, e stanno lavorando loro sull'argine per finire quell'altro pezzo, quindi si può arrivare tranquillamente verso Portegrandi o Quarto d'Altino piuttosto che Marcon. Sì, su questo mi aiutano i tecnici perché io non arrivo a tanto. Sì, se vuoi stare in piedi sì. Allora, Andrea Securo ci parlerà di un tema che, scusate, di un tema che ho visto tra i dibattiti, siccome stiamo andando in diretta sulla pagina Facebook del Rifugio Galassi, qualcuno ha detto: guarda che parlate di ghiacciai, eccolo qua. Adesso parliamo dei ghiacciai, quindi l'evoluzione dei ghiacciai e delle Dolomiti negli ultimi 40 anni mi sembra un tema abbastanza centrato. Usa pure quello. È aperto, sì. No, alza il... Ok, buongiorno a tutti, io sono Andrea Securo, un dottorato all'Università Ca' Foscari e CNR ISP, e niente, oggi vi presenterò un po' quello che abbiamo fatto durante l'ultimo anno, ovvero abbiamo recuperato una serie di dati storici, in più dei nuovi dati raccolti da noi, per studiare l'evoluzione di quelli che attualmente sono i ghiacciai rimasti nelle Dolomiti, quindi solamente per quella parte di ghiacciai. Oggi pomeriggio ci sarà anche un intervento sulla criosfera in Artico e sulla criosfera in Antartide, però partiamo insomma dalle Dolomiti, visto anche dove ci troviamo. Infatti ci sarà anche qualche foto dei ghiacciai dell'Antelao. Come prima cosa, i ghiacciai nelle Dolomiti sono diciamo dei ghiacciai di piccole dimensioni, che qualche volta, soprattutto quando si pensa
per la loro contribuzione, per esempio per l'innalzamento del livello del mare, ovviamente questi piccoli corpi glaciali non influiscono. Però sono interessanti dal punto di vista glaciologico e quindi cerco di riassumervi anche perché li stiamo studiando e li vogliamo studiare anche in futuro. Allora, innanzitutto il problema con i ghiacciai delle Dolomiti è che ci sono attualmente pochi dati. Questi ghiacciai sono un po' remoti da raggiungere, i monitoraggi sono o erano complessi prima di alcune, diciamo, rivoluzioni dal punto di vista delle tecnologie come i droni. E quindi nonostante i monitoraggi siano iniziati molto tempo fa, con i glaciologi austriaci addirittura alla fine dell'Ottocento e poi con per esempio Marinelli, Olinto Marinelli, un geografo che ha fatto dei grandissimi lavori in Dolomiti, negli ultimi decenni diciamo, i ghiacciai dolomitici erano poco studiati. La loro posizione, e come appunto vedete anche quelli dell'Antelao, è il fatto che sono circondati da delle pareti, li rende difficili anche da studiare con i metodi satellitari che invece da remoto e in altre aree del mondo si possono applicare, come per esempio in Artico. Uno perché sono molto piccoli e due perché sono circondati da una topografia piuttosto complessa. E in terzo luogo questi piccoli ghiacciai hanno diciamo dei feedback, ovvero dei meccanismi che li riguardano, soprattutto connessi alla copertura detritica e alla neve alle valanghe, che fanno sì che il ghiaccio si conservi a quote molto più basse rispetto a quelle di altre zone delle Alpi, quindi sono interessanti anche per questo motivo come area di studio. Diciamo che è un po' una nicchia della ricerca, però ecco un altro motivo. Come erano i ghiacciai delle Dolomiti negli anni 80 e 90, erano dei ghiacciai in salute con delle aree di accumulo e quindi la neve diciamo che rimaneva almeno nella zona superiore tutto l'anno. Qui c'è il ghiacciaio superiore dell'Antelao e altri esempi con i ghiacciai della Fradusta, del Popera Alto, del Sorapis occidentale, che poi rivedremo durante la presentazione con lo stato attuale. Quanti erano? Beh, allora, circa 120 anni fa, diciamo alla fine della piccola età glaciale, anche un po' più di 120 anni fa, c'erano più di 50 ghiacciai montani, quindi dotati di movimento gravitativo nelle Dolomiti. Negli anni 50 già questi si erano ridotti a poco più di una trentina, mentre ad oggi ci troviamo diciamo, ad avere 9 corpi glaciali che si muovono, anche se alcuni di questi sono veramente al limite nell'essere considerati ghiacciai, sia per le dimensioni molto piccole sia per il fatto che non hanno più diciamo, manifestazioni di movimento. Quindi abbiamo la Marmolada che è nettamente più grande, che si sta dividendo in realtà in settori minori per via del forte ritiro, Cristallo, Popera Pensile, Popera Alto, Sorapis occidentale, Antelao inferiore e superiore, e come potete vedere da fuori del rifugio l'inferiore è diciamo, in forte ritiro, in crisi diciamo, di cui rimane solamente la parte superiore, e il Travignolo che è fra l'altro quasi completamente ricoperto da detrito. Quindi abbiamo diciamo corpi glaciali residui nelle Dolomiti al giorno d'oggi, escludendo ovviamente le Dolomiti di Brenta. Caso. Giusto 2 parole su quello che abbiamo fatto senza entrare troppo nelle metodologie. Abbiamo recuperato una serie di campagne che erano state fatte a livello topografico anche per la pianificazione territoriale, semplicemente delle foto aeree che poi sono state utilizzate in passato per fare fotogrammetrie e per produrre mappe topografiche. Con diciamo, i nuovi algoritmi queste si possono riprocessare e si possono ottenere dati topografici a risoluzione molto più alta del passato. Quindi quello che abbiamo fatto è prendere queste foto analogiche e riprocessarle con dei nuovi algoritmi. A questi dati abbiamo aggiunto i nostri dati raccolti con il drone, quindi siamo andati a fare dei rilievi topografici ad alta risoluzione con il drone, e dei dati di ARPA Veneto relativi a dei rilievi con elicottero con una metodologia che si chiama LIDAR. In pratica utilizza un impulso laser per rilevare la topografia, senza entrare nel dettaglio. Quello che abbiamo ottenuto è una serie di rilievi nel tempo che poi possono essere confrontati in modo da studiare quanto i ghiacciai in pratica si alzano e si abbassano a livello di topografia. Sembra complesso, però in realtà alla fine si riassume in questo. E grazie ai dati di ARPA Veneto abbiamo potuto ricavare anche dei punti saldi per ancorare in un certo senso e georeferenziare tutti i dati del passato che ovviamente erano meno. E quello che si ottiene, adesso c'è anche qualche video a mostrarvelo, sono praticamente delle rappresentazioni 3D non solo del presente, che ovviamente con le nuove tecnologie si può fare, ma anche del passato. Qui abbiamo un esempio della Marmolada principale,
quello che vedete non sono delle fotografie, ma sono dei modelli 3D praticamente, dati anche dal passato, in questo caso anni 80, 90 e vediamo 2012, 2023, e come potete notare, non si vede dal laser, ma c'è un forte ritiro ovviamente come ci si aspettava e come già visivamente eravamo in grado di valutare, solo che adesso siamo riusciti anche in modo quantitativo a valutare quali sono le variazioni di spessore. Il tipo di dato che abbiamo è un dato tridimensionale ad alta risoluzione come questo. Quello che vedete qui dall'alto, adesso partirà il video, questo è il ghiacciaio inferiore dell'Antelao e questo è quello superiore, quindi diciamo il rifugio Galassi si trova più o meno in questa zona, per darvi un'idea. E quindi questo è quello che riusciamo a ricostruire a livello topografico. Questo è nel 2010, è una sorta di modello, vedete, non un video, quindi solo una di questo modello. Lo possiamo tenere per i dati recenti, lo possiamo tenere anche per il passato. Questo è un esempio con la Marmolada principale, dove vedete delle enormi differenze. Tra l'altro qui è del 2012, quindi ovviamente si è ridotta ancora. E vedete, fra l'altro, questa è la zona da cui c'è stato il distacco del 3 luglio del 2022. Sempre tutto quello che vedete è sempre fatto a fine della stagione di ablazione, quindi settembre, sì, fine agosto, inizio settembre, in modo appunto da non avere la neve invernale. Sì, l'ho detto, ma di solito i rilievi sono sempre di quel periodo. Quindi un po' di risultati. Questa è un overview cioè una visuale d'insieme di tutti i ghiacciai, quelli che rimangono, e di come sono cambiati nella loro area. Quindi avevamo circa un po' più di 4 km quadrati negli anni 80, ovviamente considerate che negli anni 80 ci sono anche altri ghiacciai che non sono inclusi in questa mappa, che poi sono estinti o si sono, diciamo, ridotti notevolmente, fino a 1,8 km nel 2023. Marmolada e Fradusta sono i due ghiacciai che sono cambiati di più, in particolare la Fradusta, come potete vedere il confronto è diciamo incredibile, abbiamo una riduzione circa del 90%, e qui con i puntini neri nel 2023 vedete anche la copertura detritica, che poi vi mostrerò da alcune immagini, è aumentata notevolmente, ma ha fatto sì che alcuni corpi glaciali, come quello del Popera Alto, che è questo qui, cambiassero pochissimo in area, proprio perché il detrito diciamo ha protetto, ecco, il ghiaccio che c'è sotto. A livello di variazione di superficie topografica, qui vedete delle mappe, non so se da lontano si vede bene, comunque sostanzialmente dove vedete bianco c'è stata una variazione zero fra gli anni 80 e il 2010, più è rosso più ci avviciniamo a meno 50 metri, e dove vedete i puntini bianchi abbiamo una variazione superiore ai 50 metri in questo trentennio di spessore. Quindi vediamo che le variazioni maggiori, per esempio nel caso della Marmolada, Fradusta e Antelao superiore, sono notevoli. Considerate che questi sono dei piccoli ghiacciai, e quindi una variazione di 50 metri per un ghiacciaio del genere vuol dire che praticamente quella porzione di ghiacciaio se ne va. E abbiamo in media una riduzione di 5,2 metri tra gli anni 80 e 90, e poi di 14,1 nel ventennio successivo. E in particolare da notare che per esempio la Marmolada e la Fradusta erano un ghiacciaio solo, e poi si sono segmentati in altri corpi. Queste invece sono le variazioni precedenti fra il 2010 e il 2023, sempre con, qui la scala è un po' diversa, diciamo, comunque il rosso è sempre una perdita fino ai 20 metri, e il blu invece è un aumento di spessore. Vedete subito che c'è una zona con una di spessore, adesso ci torniamo sopra perché ovviamente non è che il ghiacciaio del Sorapis sta aumentando purtroppo, ma ci sono degli altri fenomeni in gioco. E comunque insomma sempre lo stesso discorso, grandi variazioni di spessore. La variazione maggiore che abbiamo misurato è legata sia alla fusione sia ed è qui al collasso appunto che ha coinvolto la Marmolada, quindi c'è un doppio effetto nella topografia, fusione più il crollo. E infatti qui vediamo un confronto fra il 2012 e il 2023 nella parte sommitale, e qui potete vedere anche un confronto a livello di profilo topografico, dove si nota prima, diciamo, l'assottigliamento che c'è stato per via della fusione, e poi in questa zona anche l'effetto del crollo, quindi effetto combinato
Invece cosa è successo sul Sorapis? C'è stata una frana sopra alla parte superiore del ghiacciaio occidentale. Quindi quello che siamo andati a misurare è un aumento di quota, però è dovuto a una frana che è caduta sopra il ghiacciaio. Tra l'altro interessante, la frana, questo boulder qui è circa 10 metri, giusto per capirci come scala. Quindi comunque è una frana abbastanza importante, infatti è riuscita a far accelerare il ghiacciaio leggermente e queste porzioni sono quelle dove abbiamo visto gli aumenti di quota maggiori. No? Questo è il boulder che vi indicavo prima di 10 metri, l'aumento topografico maggiore non l'abbiamo visto dove c'è la frana ma subito dopo perché il ghiacciaio ha accelerato un po' in avanti, come potete vedere dal profilo. Quindi sarà interessante vedere nei prossimi anni anche se si continuerà ad accelerare o meno. E questo è un riassunto di quello che, diciamo, dei risultati anche dello studio. Praticamente cosa si vede qui? Si vede dagli anni 80 al 2023 le variazioni diciamo, della massa dei ghiacciai delle Dolomiti, che sono le palline che vedete colorate, e confrontato con i ghiacciai, diciamo, reference glacier, sono una serie di ghiacciai importanti monitorati nelle Alpi, con i pallini grigi. E questa è la media, diciamo, alpina, quella che vedete in nero. I ghiacciai delle Dolomiti perdono un po' meno spessore se confrontiamo l'intero periodo, però questo è dovuto principalmente a due motivi. Il primo motivo è che sono molto più piccoli degli altri ghiacciai e quindi è difficile, insomma, che possano perdere così tanta quota, e il secondo motivo sono i feedback di cui vi parlavo prima, legati al detrito e soprattutto all'accumulo valanghivo, che un po' aiutano, diciamo, i ghiacciai a sopravvivere. Infatti i ghiacciai con la topografia più, diciamo, favorevole a questo tipo di feedback sono quelli che hanno perso meno, quindi verso l'alto, meno massa, meno spessore, mentre i ghiacciai come quello della Fradusta, dove non c'è copertura detritica e non ci sono, diciamo, accumuli valanghivi significativi, sono quelli che hanno perso di più durante questo periodo. A proposito di feedback, questo è solo un esempio che mostra come nelle Dolomiti, al contrario del resto delle Alpi, vale anche per esempio per i piccoli corpi glaciali delle Giulie o delle Orobie, in caso di annate molto nevose, come è stato il 2014, però parliamo di annate eccezionalmente nevose, ci possono ancora essere degli anni in cui di anno in anno i ghiacciai, diciamo, relativamente aumentano di quota, però questo ovviamente è legato a accumuli nevosi e di firne che poi nel tempo vanno persi. Negli altri ghiacciai alpini questo succede con diciamo, maggior difficoltà, almeno negli ultimi anni. Qualche foto in più per mostrarvi appunto gli aumenti di copertura detritica. Qui abbiamo il Popera pensile, il Popera alto, che è praticamente tutto coperto dal detrito, la fronte del Sorapis occidentale, dove magari se una persona non del settore vede questa parte di ghiacciaio non lo considera ghiacciaio, però se vi recate sopra vedete che in realtà c'è il ghiaccio che è coperto dal detrito, e anzi gli spessori possono essere a volte anche considerevoli per ghiacciai di queste dimensioni, e il Travignolo. Quindi, riassumendo, prima di concludere, di mostrarvi due foto in più sull'Antelao, visto anche dove ci troviamo. Negli ultimi 40 anni abbiamo meno 56% di area, aumento della copertura detritica, una variazione media dello spessore di 30 metri persi per ghiacciaio, però con varie differenze fra i ghiacciai, e ricordiamo che anche se i ghiacciai sono molti, in realtà la Marmolada da sola rappresenta il 66% delle perdite totali in volume, quindi è più della metà del ghiaccio rimasto in Dolomiti nei ghiacciai montani, diciamo, è in realtà nella Marmolada. E qui abbiamo un confronto fotografico fra gli anni 80 con una foto dell'ARPAV e il 2023. Dovrebbe esserci. Ecco. Giusto due immagini in più, anche avrei concluso, sull'Antelao. Ho trovato queste foto storiche, cioè anzi l'ARPA Veneto mi ha girato queste foto storiche, che infatti ringrazio, giusto per mostrarvi com'erano 100 anni fa i ghiacciai dell'Antelao, e potete vedere il ghiacciaio inferiore e il ghiacciaio superiore che si riversava nella valle dove ci troviamo ora, mentre adesso è spostato molto più indietro. E questa è una mappa del Marinelli del 1910, e per capirci questa foto è scattata dal rifugio che sale dal sentiero che sale al rifugio Galassi, e potete scendendo notare questa fessura che è molto facile da riconoscere, giusto per darvi un'idea di com'era il ghiacciaio inferiore. E se ci fate caso qui si vede anche il ghiacciaio superiore che sbuca
nella stessa valle. Com'è la situazione oggi? Ecco, questa è una foto da drone del 2023, quindi vediamo il rifugio qua sotto, e questo è il ghiacciaio superiore che ancora in realtà rimane, diciamo, crepacciato e quindi rimane in un certo senso in salute, soprattutto nella sua parte superiore. Queste sono delle foto da drone dei crepacci, è un'area abbastanza pericolosa, però per capirci questo crepaccio è più di 5 metri, quindi c'è ancora, insomma, qualcosa di glaciale, di montagna, di larghezza. E un ultimo confronto fotografico, che non è stato possibile fare il confronto fotografico ovviamente perché la foto del Marinelli è fatta da ghiacciaio, però considerate che quando sbucate dalla ferratina, se qualcuno c'è stato che va verso la forcella del ghiacciaio, avreste, diciamo, potuto camminare sul ghiacciaio direttamente dall'uscita della ferrata più o meno 100 anni fa. Quindi è abbastanza impressionante se uno adesso va nella zona perché la variazione di spessore è notevole. E grazie per l'attenzione. Una domanda velocissima, scusami. Abbiamo visto quanto spessore abbiamo perso, ma quanto ne è rimasto? Perché a parte la marmolada ci sono pochissimi dati sullo spessore residuo di questi corpi glaciali, perché ci sono vari problemi. Di solito nei ghiacciai grandi recandosi sopra è abbastanza facile fare rilievi con dei metodi geofisici e vedere quanto sono spessi. Il problema è che nei Dolomiti ci sono diciamo, pericoli logistici vari e quindi si possono con l'elicottero e adesso con il drone, anche se sono metodi, diciamo, sperimentali. E quindi sappiamo solo per la marmolada quanto ghiaccio rimane. Per gli altri ghiacciai abbiamo dei dati un po' vecchi, un po' imprecisi, quindi bisognerebbe aggiornarli. Ecco. È una curiosità anche da parte mia. Hai fatto frequente riferimento, l'ho sentito anche nelle altre relazioni, ai depositi detritici. Quindi come è cambiato le frane, se mi sai dare qualche indicazione su questo? Cioè, può essere un aiuto effettivo per quanto è negativa? Noi in questo caso ci occupiamo solo dei ghiacciai, quindi posso risponderti per quanto riguarda quei tipi di corpi glaciali e la copertura detritica è in aumento. È in aumento notevole in alcune zone, tant'è che ci sono anche corpi glaciali residui che non si muovono, che sono completamente seppelliti dal detrito, il che in un certo senso è un vantaggio perché conserva il ghiaccio, però ovviamente li rende irriconoscibili. Quindi ci sono glacionevati che anche per esempio nelle palli di San Martino adesso sono completamente sotto il detrito, quindi può essere che ci siano anche 10-20 metri di ghiaccio, ma non si vedono da fuori, nemmeno se una persona ci va sopra. Quello che facciamo noi per riconoscerli senza usare la geofisica è confrontare appunto la superficie nel tempo, e questi luoghi di solito comunque si muovono rispetto a, soprattutto nella quota rispetto alle altre zone. Non so a livello quantitativo dirti quanto è aumentata. Forse Fabrizio lo sa meglio di me. Sì, potrebbe essere che in qualche zona spot si raggiungano spessori simili in altri ghiacciai, però ovviamente sono molto molto più piccoli della marmolata. Eccolo qua. Alexandra. Grazie, una domanda in inglese. So, in your presentation we saw that the glaciers are disappearing, and I was wondering if part of your research are also measures to prevent glacier loss. Yeah. Actually, no. We don't do anything like that. We just measure what's happening and we try to model what's going to happen in the future, but we do not neither approve, for me, all those white geotextile stuff that they put on glaciers. And but yeah, I mean, it's not enough for those to fight these kind of things. We should think bigger. Also, because these glaciers are already gone, we cannot save them.